Ciao ragazzi, sono Moira IPU con Rosy 74 IPU. Buongiorno a tutti. È la mia collega che viene con me fisicamente, è già stata ufficializzata. Vieni qua un po' perché sennò te vede da parte perché arrivo. Allora, lei comincia a continuare a fare indagini con me e oggi siamo in una villa nel Veneto, non diciamo dove, e si chiamerà la Villa della Pantera Rosa proprio per il motivo del peluche. Come vedete abbiamo ricreato una stazione qua di sopra perché giù non c'è linea, quindi cerchiamo di fare video e tutto qua di sopra. E buon divertimento a tutti. Loro sembra che già cercano di comunicare, gli apparecchi stanno andando come vedete, quindi tranne il REM-pod, che comunque il REM-pod vi faccio vedere che funziona. Adesso distanza da noi, facciamo vedere Rosy così. Allora qui c'è l'apparecchio 1 2 3 4 e mezzo circa. 4 e mezzo circa, quindi gli apparecchi non possono essere influenzati dai telefoni. Come vedete c'è già qualcosa. Buona visione a tutti. Ripeto, oggi è il 27 giugno 2024, ore 11:55 circa. 11:56. Ok, dopo se volete rivedere i video, in qualsiasi momento e per chi vuole si iscrive sul gruppo Facebook IPU Moira, Imola Palermo Udine Moira, e anche sul canale YouTube IPU Moira, Imola Palermo Udine Moira, e da lì vedrete tutto. Buona visione e partiamo. Buona visione. Sai che è un museletto? Ok. Allora aspettiamo la gente. Ovviamente siamo in live anche su TikTok. Questa è una live e da una parte e dall'altra stiamo registrando il video. E movimento ce n'è. Fino a poco fa andava anche, eccolo lì, il terzo K2, vanno tutti. Quindi vediamo bene di capirne. È perfetto, guarda, si vede tutto. Sì. Ok, quello ai tuoi messaggi. Allora, anime, siamo qui, abbiamo già fatto la conoscenza con voi. Ragazzoli, io vi ricordo che non possiamo andare oltre perché là c'è un buco là in fondo, noi non azzardiamo andare più in là. Buonasera a tutti, sì sono viva, ma che non mi ha fatto niente là, c'era niente in tutto praticamente là. Allora, io e Rosy abbiamo dovuto portare su, scusate il ritardo, ma abbiamo dovuto portare su qua gli oggetti perché giù non prende niente. Quindi siamo qua. Quindi abbiamo fatto una bella fatica, ragazzi. Oggi sì, raga. Allora, noi vorremmo dire una cosa. Noi proviamo a stare in live un'ora. Se entro un'ora, visto che da altre parti tutti donano e da noi non donano, non ci sostengono, visto che io mi faccio oggi mi sono fatta un'ora di strada andare, un'ora a tornare, in totale farò 100 km. Non credo che la macchina vada a gratis, la benzina, a me non mi risulta che il benzinaio me la dà gratis. Non credo che l'autostrada sia gratuita, ma si fa. Magari. Ecco, cominciamo bene. Ah, ma io lo dico comunque adesso, non mi interessa, io lo dirò. Succede, ha detto. Che non sia loro invece. Anime. Buono. Ok, adesso aspettiamo che riprendo. Ok, rispettiamo un attimo. Ok, niente match. Allora ragazzi, stavo dicendo, ti blocchi ragazzi, noi più di così non possiamo fare. Cioè, io giù là nel buco non ci vado di sicuro, neanche Rosy. No, non è il caso, ragazzi, perché là Ragazzi, non possiamo pericolante. fare altrimenti, se no devo chiudere la live e fare il video e basta. Ragazzi, dove Oggi. vedete il buco là è caduto. Ciao Tania, stavo dicendo, siccome che a me quantomeno non mi sostiene nessuno, più di tanto, a parte Dark e qualcuna, allora, io oggi provo a fare un'ora di live, se entro un'ora vedo che nessuno ci sostiene anche minimamente, anche Genese e via dicendo, ci sono delle persone che ci stanno sostenendo. Ciao Alessio. Allora, io entro un'ora, chiudo la live e faccio solo il video, quindi ve lo vedrete comodamente il giorno dopo, non in diretta. Mi dispiace, ma io sono stanca perché oggi abbiamo preso sole, sono arrivata qua affaticata nonostante il problema che ho io, giusto? Dell'operazione che ho avuto. Mi becco sole, autostrada, benzina da mettere.
Cioè, ok? Problemi di connessione vari. Problemi di connessione, quindi abbiamo portato su tutte queste cose qua, che sono anche pesantine alcune. Grazie Diana, quindi mi dispiace, ma se io entro un'ora non vedo che ci sostenete, io chiudo la live. Non è cattiveria per nessuno, non vogliatemene nessuno, Ragazzi, però a un certo è punto io non così, so più come chiedervelo, A noi perché piace poi parlar vanno chiaro. da altre parti e donano dei doni belli, fin per carità, però sostengono tanto. Da noi sempre le ultime ruote del carro e io mi sono stufata. Le spese, insomma. Oh, ecco, io ve l'ho detto, io entro un'ora, se non vedo qualche risultato, niente da fare. Mi dispiace, ciao, tanti saluti e facciamo solo il video. Se proprio. Tempo un'ora, che ore sono adesso? Le 11:58. E dobbiamo stare qua, mangiamo qua giusto in qualche Sì, sì, modo, per forza. fino a Adesso- pomeriggio tardi, quindi Abbiamo tardato per sistemare, non c'era connessione, ragazzi, è stato difficilissimo. tutto, sono 3 piani. Porta su le cose indispensabili. Di là, io non mi avvicinerò più di tanto, ma vi faccio vedere. Lì c'è un buco, è caduto il pavimento. Vedete E che anche c'è il il piano di buco? sopra, se guardate, sono 2 pavimenti. Ok, questa villa la chiameremo la villa della Pantera Rosa, scusate, sposto un po'. La villa della Pantera Rosa, perché? Proprio per il peluche che è alto 1 metro. Adesso l'abbiamo messo comodamente dentro lì, lui ci sta guardando. Questo è bello. Quello là mi fa schifo, lo sapete già. Io per L'ho portato io, gli animali balsamati, ragazzi, no, A me anche no. dice Ma qualcosa. io sarei curiosa di vedere un attimo cosa c'è là sotto, c'è un porticato, vero? Eh sì, Attenzione, quante location ci sono qua in gioco qui? tantissime, 4-5 sicuro. In più questa villa 4-5. ha tante stanze questa villa, su 3 piani, Dopo ragazzi. vi portiamo un po' perché ci spostiamo, dove si può. C'è anche il piano di sopra, è connessione permettendo. Sì, con un po' di tutto che fa così anche un po'. Comunque abbiamo fatto tante foto, Esatto. Perché anche è bello, è Come bello. vedete, guardate, noi non abbiamo strumenti, guardate. Panther. Ah, ci abbiamo anche una scarpina, che sarà così. Quindi è un bimbo piccolino era. Avrà avuto 10 anni circa la Ah, scarpetta. guardate sì, no, 8 perché mia figlia ha 39, quindi... Ma doppiola lei. Sì, sì, bella. Questo qua sarà un 8-10 anni, credo. Sì, sì, sì. Quello mi fa schifo, ripeto, perché non c'è il Massamà. E ce ne sono altri 2 o 3 giù. Ma io sinceramente mi ripeto, però c'è Babbo Natale. Ecco. Iniziamo, Partiamo. dai. Iniziamo, ragazzi. Scusate lo sfogo, ma ci voleva, Beh, mi dispiace, ma io non sono più buona con nessuno adesso. Adesso incomincio a Ha stancarmi. ragione, ragazzi. No, no. Qua io più sono buona, più la prendo in quel posto. Lo so. E allora basta. Faccio i match, niente. Quando è aiuto, niente. Quadri vendita, niente. Allora a un certo punto io mi adeguo alle situazioni. Allora, grazie Diana. Grazie mille. E grazie invece di vero cuore per chi ci aiuta, chi ci sostiene. Grazie tantissimo. Genesa, tu sta ferma che tu hai donato in privato. Grazie, Genesa, Credimi. a posto. No, no, insomma, adesso arriverà anche quella cosa di Genesa. Bisogna avere un attimo di pazienza, arriverà Genesa, lascia stare tranquilla tu. Se vi dico cosa ha fatto Genesa, e non posso dirlo senza la sua autorizzazione, vi prendete paura, ragazzi, dal gesto che ha fatto Genesa. Che tutto un mese ci andiamo giusti, o no? Grazie, grazie tesoro. È stata più che anche Paolina, è una guarda Paolina. Grazie a voi, Paolina, noi siamo qua. Genesa, Emanuela, tutte le sponsor che io ho già comunque Esatto, sono un ragazze. tot, cosa saranno 5-6. Bella, grazie. Paolina, grazie di vero cuore. Genesa, un abbraccio forte forte, grazie di vero cuore Vi anche dico a te. solo che grazie a voi siamo qua. A tutti, da quelli che donano poco a quelli che donano come Paolino e gli altri, grazie veramente di cuore. Noi non escludiamo nessuno. Quelli che ci sostengono, noi io e Rosy vi diciamo grazie di vero cuore. Con il cuore perché siamo qua per voi, soprattutto Anche Moira le che si dark, macina poverine, ci chilometri. donano spesso anche loro, cercano nel suo piccolo. Grazie di vero cuore a tutti. Mi dispiace farvi quello sfogo qua, ragazze, ma sono stanca anch'io. Perché poi quando giro vedo cose che non Lei mi è piacciono. sincera, diretta, dice le cose come stanno, non si inventa niente. Io lo o conosco da piaccio poco, o non ma piaccio. È così. Io piaccio o non piaccio, perché io sono diretta, mi dispiace, non posso tenermi le cose dentro, se no ci sto male. Allora, ragazzoli, inizi tu, Rosy, a fare domande, perché io c'ho un po' di fiato. Tanto. Scopriamo la mente. Ok. Allora, Puoi andare anime. anche là davanti, tanto non hai niente di... No, no, no. Dico. No, no, puoi andare tranquillamente. Buongiorno anime. Ci siamo presentati prima. Ci siete? Qualcuno ha il piacere di parlare con noi? Grazie, Tania, tesoro.
Ah, bisogna ricordare che Tania mi ha già fatto vedere una bozzetta del libro che è fatto a me. E Tania, ti volevo chiedere una cortesia, se puoi. Tania, ti chiederei, puoi, te lo chiedo anche pubblicamente, non è un problema. Puoi, Tania, fare il libro? Ciao, Pixel. A presto, Genesa Tesò. Tania, ci sei? Vediamo se c'è. Volevo dire una cosa a Tania, vediamo se mi scrive. Molto bella. Grazie Paolina, grazie di vero cuore. Tania, ci sei? Grazie Bruna, ci stanno aiutando. Grazie mille ragazzi. Grazie di Con vero il cuore a cuore. tutti, a tutti. Un bacione grande grande a tutti i sostenitori. Dal più piccolo al più grande, ragazzi, io non faccio distinzioni. A me piace ringraziare tutti, su quello Grazie a sì. tutti, veramente con il cuore. Ah, ok, Tania, ti chiederei una cortesia perché siccome che io non mento mai, se fosse possibile, se tu sei d'accordo, il libro che impronterai su di me, puoi improntarlo sulle ragazze primarie e noi dello staff tutte? Cioè con me, ma loro come aiutanti. È un problema per te, Tania? Preferirei così perché si meritano anche le ragazze primarie che sono i miei bracci destro, Luisa, Cati, Sandy e Rosy. Se puoi improntarlo su di noi, invece che altre persone. Se non è un problema. Grazie di vero cuore, ragazzi. Grazie, Tania. E anche un pezzo anche per te, giustamente, perché sei tu che lo scrivi, ci sta. Capito? E mi piacerebbe questa cosa lasciare un bel ricordo. Senti? È arrivata la campellinina, ragazzi. Grazie di vero cuore, Tania. Cassa, cosa ti avevo detto ieri? Se lo meritano, Tania, a pieno come me, credimi. E anche tu te lo meriti. Cassa, ci sei? Avevo sentito una strana campanellina. Da lì, Un extra box, ragazzi. un attimo che vado a vedere, Vai ragazzi. tu, non ti allontanare, eh? No, no. Poi la tozza, perché No, 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 no. il rumore della stanza di vita bagno, eh? Cioè, bagno, dice un bagno. Sì, era un bagno. Scassa, cosa ti ho detto ieri? Che ci fai qui? Se lo succhemo. Dai, dai. Cassa, non cominciare? Guarda che grande Comunque Moira, c'è un attrezzo molto bello là vecchio. Dopo lo facciamo, vi facciamo vedere un attrezzo antico praticamente quasi, credo. Non farlo spiritoso, stai zitto. Vai dalla tua amichetta e non rompere le scatole qua che oggi non è giorno. Dai. Non è storia oggi qua, Vai chiaro? bravo, Scassa, dai. Fai bravo. Lasciaci comunicare con altre anime. C'è qualche anima che abita in questa casa che vuoi comunicare Certo, con Tania, noi? sì, sì, dopo glielo mando, tesoro. Sì, sì. Se c'è qualche anima che vuoi comunicare con noi, Tania ha ci fatto faccia un altro sentire. libro. Io direi di far salire un attimo Tania, perché così Sì. resta improntato anche nel video di YouTube e si sente. Ok. Grazie, la sub, tesoro. Allora, Tania, puoi salirmi un attimo per favore, così mi resta improntato anche nel video. Solo intanto che pubblicizzi un attimo anche il tuo libro, così mi resta in YouTube e va in pubblicità esterna. Che lei se lo merita anche lei perché comunque ci sta dando visibilità nel suo libro, molta. Certo. Lo impronta su di noi. Oppure si potrebbe fare una live con Tania su Facebook e così resta lì e l'indirizziamo chi lo vuole il libro, il primo che ha già scritto, che è pubblicato, da là. Grazie ragazze, ci stanno aiutando tantissimo, Rosy? Rosy, ci stanno aiutando tantissimo. Grazie ragazze, ma veramente con il cuore. Grazie a tutti di vero cuore. Tania, mi senti? Soprattutto per i chilometri che si macina Moira. Sì, ti tanti. sento, ti Perché io non sento. mi muovo. Tesoro, vuoi parlare perché così mi resta anche nel Ciao, video Tania. mi resta nel video di YouTube improntato, cioè Sì. registrato. Di pure di che cosa un attimo parla il tuo libro, che tanto abbiamo 4 ore qua da farvi l'indagine, ragazzi. E intanto si attivano anche loro. Ok, Fatti pubblicità per il tuo Ok. libro, che te lo meriti. E dove si trova? grazie. Allora, innanzitutto si trova su Amazon Ciao, il libro, Sabi. c'è il link sul mio profilo, vi schiacciate e lo vedete. Profilo di Andate TikTok, direttamente ragazzi, sulla anche per quelli pagina. del video che ascolteranno domani o dopodomani. Sul profilo di TikTok di Tania Corona. Ok, Sì, e lì anche su c'è proprio Amazon. il mio link. Vai, di pure Esatto. invece su Amazon cosa devono scrivere per trovarlo.
Niente, se non avete TikTok, basta digitare Sinfonia di Tania Corona su Amazon e vi porterà alla pagina dove c'è in vendita il mio libro, che parla, è un romanzo epico, che parla di due protagoniste soprattutto, che dovranno avventurarsi in storie un po' misteriose, si parla soprattutto di magia e cose di questo genere. È un bel libro, molto romantico, misterioso, dove ci sono alcuni spezzoni dove magari vi potreste ritrovare senza volerlo, perché vi immaginate proprio, vi immergerete proprio nella storia e vi medesimate sicuramente in qualche protagonista. Lo stanno apprezzando in tanti, sto ricevendo tante richieste, questo mi sta soddisfacendo tantissimo. Quindi mi raccomando, e poi ci sarà anche una sorpresa più in là, perché stiamo iniziando. Cioè io ho iniziato Tania, a scrivere. Tania, tu parli e loro stanno Sì. venendo dietro anche a te i discorsi. Ragazzi, Cosa volete Dai da me? ragazzi, ha detto. Hai le anime che parlano con te. Con te e con noi stanno dicendo dai ragazzi. Cioè ti giuro. Date retta anche alle anime? Anime, ti piace Tania, anime? Anche la Tania è in grado benissimo di Sì, essere seria, è in sì, grado di perché gestire. guarda che le rispondo. Tania, se hai tempo stai su con noi. Stai su con noi che vedo che Sì. la tua voce piace a loro, più della mia. Ah, Seconda, Seconda- aspetta, Tania, aspetta, abbiamo sentito il secondo botto, Extra box. non tantissimo forte, però da fuori dalla finestra di là. Prova ad andare tu stavolta, Rosy, io sono appena andata. Vedi se c'è qualcosa. La finestra in questione è questa, ragazzi, dove sta andando Rosy, guardate. È un bagnetto, vi faccio vedere un attimo e dopo torno qua, ok? Giusto per... Spero che la linea... Beh, questo sono io, vedete? Sta andando a controllare Tania. sì. È fuori da quella finestra là, Sì. arrivano due botti. Potrebbero, questi RF gli apparecchi si muovono perché sono vicini a io, guardate. Grazie di vero cuore a tutti, Sì, ragazzi. sì, sì. Sicuramente a chi ci sta vicino, che ci sostiene e ci aiuta, avrete una sorpresa da parte mia. Una cosa molto bella. È bellissimo, Patrizia Briccoli. Creerò un video bello di ringraziamento con tanti cuori e tanto benedizione. Grazie a tutti ragazzi. Ve lo dico veramente di vero cuore. In modo che vi possa Ora lo fare dovremmo proprio fare noi fortuna. per te questa cosa. No, Lo io a dovremmo voi la fare devo noi fare per insieme a te. Rosy perché ve la meritate. Comunque la farò sicuramente Grazie. perché vorrei che andassero le cose a tutti bene a prescindere. Quello che vorrei io. E l'ho sempre detto. Sì. Allora, una cosa che io ci tengo a Infatti- dire, che lo dico sempre, se andate in giro in luoghi abbandonati, questo perché voglio che resti portato bene anche su YouTube, non andate da soli. Andate sempre con qualcuno che è esperto, qualcuno che ha dei doni, che sa farlo. Ok? Anche se ci avvaliamo di alcuni strumenti, forse perché c'è, questo sono stata io dietro, ma comunque stavo dicendo, non azzardatevi ad andare da soli, specialmente ci sono molte regole da guardare, pavimenti, tetti, Noi in questo punto non ne abbiamo guardato anche di sotto ed è messo bene, questo non c'entriamo noi. C'è un bambino che forse si chiama Eric, da come abbiamo sentito un attimo fa. Allora, quando andate nei luoghi abbandonati, parlo anche per i ragazzini, oltre agli adulti, non fate tavola Ouija, non fate libro rosso, non fate riti e non fate satanico, E non fate andate prima. da soli, non andate da soli. No, non scaricate le app Spirit Box perché potete aprire anche come delle connessioni, Portali. ok? Quindi piuttosto andate sempre con chi ha esperienza, mai da soli, se non con me o con altre persone, con chi volete, ma mai avventurarvi da soli. Se i vostri amici, parlo ai ragazzini in questo caso, vi dicono andiamo come capita spesso a fare una seduta spiritica, no, dite di no. Ciao Nassi tesoro. Perché? Perché non è un gioco. Non è Ecco, un gioco. guardate che voi entrate in connessione con anime che possono essere buone o cattive. Possono anche farvi del male. Vi possono spingere giù anche da un buco come quello là dietro. E guardate che là è un 2 metri di così per 3 metri. Sicuramente, penso, su per giù 2 per 3 sarà, se non 4. Sì, Mai aspetta, sporgersi prima presto dalle dirlo. finestre. Guarda, Mai sporgersi dalle finestre. No, se ci sono tetti pericolanti non state in quella stanza, se ci sono pavimenti che vedete che sono un po' distaccati non ci pestate sopra,
1000 raccomandazioni per i giovani e per gli adulti che non capiscono. Non è uno scherzo proprio. 3, 4, 5, 5 e mezzo. 5 metri e mezzo, prenderanno a fare la prova ragazzi, ma mi sa che in 2-3 metri ci sono tutti. Fai bene Carla. Un 5 per 3, quindi 5 metri per 3 metri. Non andate vicino dove vedete che mancano tanto pavimento così, state ben indietro. Ecco, questo per raccomandarvi, partiamo. Finalmente si parte. Lucio, dato partiamo a fare la comunicazione. Noi la stiamo facendo perché io sono esperta in questa cosa e che posso ritenermi esperta, giusto dal tempo che ormai, Sì. da quando ero piccola. Direi di Una sì, volta eh. io, quando non avevo gli apparecchi, ragazzi, mi avvalevo degli oggetti, delle piante, delle cose. Non usavo gli apparecchi, ok? Però non andavo mai da sola. E chi mi diceva vieni a fare Spirit Box, cioè scusate, vieni a fare Spirit Seduta Spiritica? Mai. Ho sempre detto di no. Anche perché se io mi avvicino a qualcosa che appartiene all'oscuro sto male. Non è proprio, quindi evitare. Ok, Se si caso. partiamo. Cosa dici? Potrei partire? Partilo. Ok, lì e va? Funziona sì. Sì, sì, sì. Voglio con le schermare, anche se non go mia a premere qua. Guarda te. Guarda gli apparecchi. Stanno lavorando. Ci ha messo un po' qua perché abbiamo... Chiedi se si chiama Eric. Sì. Anima che Sì, guarda. sei nella Sta già parte rispondendo. centrale, lì vicino alla Pantera Rosa. Ti chiami Eric? Là sopra, ragazzi, c'è una scarpina, La faccio vedere anche nel video, là c'è una scarpina di un bambino di 8 anni circa. Lì c'è un Babbo Natale, la Pantera Rosa nella... come si chiama quella lì? La culla? Sì, potrebbe essere una culla. Una culla. Una carrozzina, senza ricambe. C'è un Una bambino dama lì nella culla? e uno schifo di uccello imbalsamato che a Quello me l'ho mi fa voluto io, schifo. scusate, sono un po'... Io ci vado sempre dietro. Dimmi Nancy Oh, tesoro. mamma, quando c'è la volpe... Dimmi Nancy. A me piacciono. Dimmi pure. Ma anche la mattina si possono fare. Sì, perché io dico sempre, Nancy, se ci sono entità, ragazzi, ci sono tutto il giorno. Dopo è ovvio che di notte sono più attive, quando inizia l'oscuro. Però guardate, noi siamo a 5 metri di distanza, abbiamo fatto la prova. 5 metri? Sì. Puoi fare la prova da qua davanti tu stavolta. Da qui, Rosy, da qui. Ok, parte da qua. Vai davanti ai telefoni tranquillamente. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 metri, ragazzi, di distanza siamo, quindi i telefoni non influiscono sugli apparecchi. Scusa, Rosy, gli apparecchi sono pieni di polvere o sono puliti? Tutti puliti. Ecco. No, perché ripeto che qualcuno ha detto che funzionano dopo 10 minuti. Ma no. Se funzionano dopo 10 minuti, io veramente mi faccio suora di clausura. Giuro. Lasciamo perdere. Ah, il REM-pod, puoi andare un attimo così mi aiuti? Allora? Fai vedere che va veramente il REM-pod. Ok, i REM-pod sono tutti funzionanti. Se vuoi andare vicino anche a quell'apparecchio, lo fai solo Ah, con la luce. l'RF è incastrato, vero? Volete vederlo da vicino che vi faccio vedere che è incastrato? Senza toglierlo, Rosy. Qui? È incastrato, vero? No, senza toccare, ecco. Che sennò magari casca giù. Adesso vi faccio la prova, ragazzi, anche se suonerà. Scusate, adesso sono io, ma voglio farvi vedere tutto ben chiaro. Questo è il telefono. Siamo noi che li facciamo suonare. Vedete? È incastrato dentro. Guardate. Perché Al ferro. Ok, eccolo lì. Sì. Lo faccio vedere anche nel video. Un po'. Guardatevi bene la Pantera Rosa che sguardo dolce perché la villa è nominata a suo nome, in suo onore. Ok? Bon, torniamo. Questo è il quanto. Come vedete? Buongiorno. Lì. Buongiorno Daniela. Allora, qui non siamo noi perché Ha siamo di... salutato, ha detto Buongiorno a tutti quelli che entrano. buongiorno. Ok. No, l'anima ha detto buongiorno. Ah, buongiorno Anima. No, guarda, tutto devo... Buongiorno Anima. Anima. Allora, noi vogliamo capire chi c'è qua. Sei Eric? Dalla serie... Oh, Sei tu. quello sta andando, no? Guarda, sei calmato adesso. Sì, era giù. 1, ve lo rifaccio vedere. 2, 3, 4 e 5. Ok, dai. 5 metri. Eric, sei tu? Non può essere, non siamo noi coi telefoni, là dietro non ci sono telefoni. È tutto libero. Sei un bambino?
Ada, Puoi anche parlare se vuoi, dai, comunica con noi. Ah, io ho dormito 5 ore, giusto Rosy? Sì. Sono arrivata a casa alle 3 ragazzi e alle 8:30 ero già in piedi. 5 ore e mezza. No, tutto il mi sono a posto gli apparecchi 4, sono a letto alle 4. Mamma mia. 4 ore e mezza Io non ho ti dico dormito. quanto ho dormito, se non ti... Allora, Eric, sei tu? Puoi rispondere attraverso gli strumenti, eh? hai anche in sé. In sé, hai detto. Cosa intendi con in sé? Bevino qua regge, qui dove l'ha messo. Cosa ho detto? Puoi ripetere? Un altro rumore. Rumore extra box. Ah, ma sai cosa dovrebbe essere, Rosy? La finestra. Ah, Possiamo provare lì, un attimo dobbiamo portare lì, non vuole farsi... si guarda. Ah, sì. Puoi ripetere? Anima, puoi ripetere, per favore? Parla, non avere paura. Come? Non avere... Che ha detto? Non si è capito. eccoci Anima. E allora, se capiamo che se ne suona, se butta qualcosa fuori di là è la finestra. Sì, è la finestra, quindi Oh sì, sono qui, tanto loro con noi. io proverei però a guardare perché non voglio vedere che non sia troppo alto, come sta di no. Sono lì, sono Cosa lì. stai cercando di dirci? No ragazzi, a metà quasi, quasi a metà. No, sono lì, chiaro. Sono lì. O è lì. Anima, in quanti siete qui in questa Ho stanza? provato a tarare di meno, vediamo. Quanti Fai siete? illuminare tutti gli strumenti per favore? Se stai toccando la pantera rosa, io te l'ho fatto un po' con un po' più di fatica da toccare, da far reagire. Poi puoi comunicare un po' di più per cortesia? Direi che così va bene comunque, perché prima forse era leggermente alto, io non voglio prove falle, voglio la verità. Puoi farmi illuminare tutti gli strumenti per favore, se ti chiami Eric? Ricoperto. La pantera rosa mi è coperta, Babbo Natale mi è coperto. Sei nella carrozzina? Sì, ha detto comunque. Chi c'è nella carrozzina? Erano belli? Finita. Che viene via. Finita? Finita cosa? E tu hai la scarpina sulla sedia? Dillo bene. Parla chiaro. E tu hai la scarpina sulla sedia? Scusa. Scusa? Scusa, ho detto. Ho detto scusa? È tua. È tua la scarpina? Sì, Nasti, per cortesia non dire città o robe. Noi diciamo nel Veneto, in Lombardia, proprio perché non vengano a devastare perché tu non lo sai, Nasti, altrimenti entrano e rovinano tutto, credi. Se volessimo tornare magari troviamo disegni sui muri da schifo. Hai capito tesoro perché? No, perché Nasti non lo sa. Almeno adesso lo sa, così non l'avevo avvisata, ero dimenticata. Vai tranquilla, Nasti, non lo sapevi? Allora, perché Nassi non fa paranormale, diciamo, Nassi fa le Urbex nel paranormale, Nassi fa altre cose Ok. come argomenti. Ok. Lei fa come DJ il suo topic, capito? Qualsiasi domanda avete chiedete che adesso c'è Rosy lì un attimo.
Vediamo. Allora, 6 qual è la carrozzina? Ovviamente fa la domanda anche Rosia, ci diamo il turno, cambiamo. Sì, ci dovrebbe essere un bambino che forse si chiama Eric Nasti. 6 Eric? Questa è una cornacchia. Sì, sì, un corvo. No, cos'è un corvo? Potrebbe essere. Dimmi un po', sei qua sulla sedia? Comunque di sicuro sono 3 location, vero? Sì, sì, tre o quattro. E sono tutte abbastanza vicino, eh? Se non riusciamo a farle tutte, ne prendiamo una per volta, forse è meglio. Farne una ma fatta bene, come Sì, oggi. Non troppe. Oh signore, visto? Visto quello che dicevo io per i discorsi, grazie. Guarda, vieni a leggere, meno male senza dirlo. Ah, ok. Brutta parola. Un po' di acqua santa sti qua che vola via. Ma cosa vuoi, Il ragazzi? bagno di umiltà. Si arriva quella gente lì. Allora, qui ci sono, ma qui possono essere stati i ragazzi, c'è una specie di freccia, qui in mezzo 3. Potrebbero essere stati i ragazzi, Rosy, però. Perché come è scritto lì, In genere 50 anni prima. no. Basta, anime, non volete più parlare? Su, Sei un bambino? ci sono ancora gli interruttori vecchi, hai visto? Con i figli di fuori. Comunica pure con noi. Comunque quella entrata qua è spettacolare, guardate. Guardate che entrata. Quindi immaginate che villa era. Rosy. Ma anche l'entrata là era bellissima. Tutta sta villa è d'epoca, è bella. È stata Rosy a trovarla, quindi il merito va a Rosy. Poi ci saranno delle foto da vedere. Cioè poi lei dopo il lavoro, poveretta, prende e va a cercare location. A volte. Però gli ho detto di non entrare da sola, perché è un rischio, ragazzi. Ciao Naida. Allora, anima bella. Alto brava Rosy, ti stanno dicendo. Grazie. Dite qualcosa, anima bella. Allora, non hai più voglia di Avete perso la comunicare? voce? Siamo qua. Noi abbiamo tempo. Noi guardate che mangeremo durante la indagine, perché non abbiamo tempo di fermarci. Quindi facciamo tutto proprio alla luce del sole. Ci mancherebbe. Erano tuoi questi giochi. Però io me ne sono innamorata di sta villa, nonostante che è caduta un po' a pezzi, ha ragione Rosy, è molto bella. bellissima. Erano tuoi questi giochi, lo vuoi dire? E qui comunque non so quanti bambini c'erano, vero Rosy? Perché comunque bambini c'erano sicuro, e quello l'abbiamo visto. Però non si sa quanti. Chi sei tu? Fatto sta che lui era un pescatore, penso, uno che abitava qui. di Abbiamo loro. trovato anche delle cuppe, vero? Perché aveva gli stivali, sapete quelli da andare in mezzo all'acqua alti fino a qua? Con le tirate sembravano. Tipo Scellari. Sì, sì. Era pescatore, quelli verdi, in gomma, alti. E gli piaceva a quanto pare la cacciagione anche perché imbalsamava un hobby schifoso, come dico io, ma imbalsamava gli uccelli. Che schifo, ragazzi. Peccato che ti cavo, perché si prendesse. No, è l'unico brutto. Viene questo, Rosy, vediamo fotografato. Oh sì. Questo giornale, ragazzi, guardate, è del lunedì 7 marzo 1983. Rosy, mi dici quando si vede? Guardate. Così, avvicina un po'. Dove c'è la data? La data Ok, è qua. sì, lo vedete ragazzi? Sì, adesso si vede. E sotto? Pure? Perfetto, si vede Cioè, benissimo. guardate il personaggio. Mi metto un po' lontano. Di pubblicità, no? C'era già la pubblicità dell'anno fa. Calvo? No, subito hai, sì, poi non subito hai i capelli, poi sai, qualche modo senza fare i capelli, cioè, È tempiato, un miracolo, vero? quei miracoli. Anima, eri un pescatore, come dice Moira. Eri un pescatore? Peccato che di qua non si può venire, ma non ci fidiamo. Pavimenti in legno no, anche no. Anime, su!
E non mi tocca fare fatica come ieri, vero? No, a loro piacciono gli strumenti. Mi pare anche a me. Vi fate illuminare tutti? Se ci siete? Ci state studiando un po'? Che non sono più. Sì, ci stanno studiando. Ok? Basta che non ci toccate, ok? Noi siamo. Infatti studia tutto quello che studiamo, tutto quello che volete. Basta che non mi tocchi, Anche quindi noi, anche ma Moira. non ci dovete toccare. Avete pieno di strumenti per toccare. Ma infatti, Da toccare. quando vediamo che state in silenzio, vuol dire che ci state studiando. Ormai ho Era se imparato- va bene. Ho imparato anche questo. Studiate Vi do pure. fastidio io sono Tania, No, no. No, ti ho risposto prima. Sì. Cercava di socializzare prima. Ma voi anime Sì. state cercando di provare a socializzare con noi? Di comunicare? Noi, scusate, questa io perché è partito un sassolino da schiacciando sotto la scarpa. Noi siamo mamme, io e Tania e anche Rosy. Quindi con noi potete comunicare anche voi bimbi se ci siete qui. Per caso è venuto a mancare qualcuno qua? Ciao Sandy. Ciao Sandy. Dici anime, diteci. È venuto... Ripeti anima? È morto qualche bambino qua? No, a quanto pare no. Però c'ha abitato qualche bimbo qua, giusto anime? Aspettiamo voi anime che comunicate. O cosa? Cosa vuol dire oh? Cosa? Sta roba qua. No, ma è un Sembrava un suono rumore tuo di di un videogioco. messaggio, Sì, qualcosa. Ah, messaggio, ok. scusate. Ah, No, fallo questo suono perché è un messaggio qualcosa di Rosy del suo telefonino, perché il mio è a casa, il terzo telefono, quindi Scusate, stiamo ma- usando quello di Rosy. No, no, ma noi lo diciamo, siamo a posto quando Sì, c'è quello di qualche... lavoro, scusate. No, quando c'è qualche suono me lo dici che Sì, lo sì. devi dire così loro lo Sì, vedo sanno. che c'è il messaggio. Ok. Allora, anime, vogliamo capire qualcosina e farci capire a noi, anzi, a noi. No, no, dillo bene perché non si è capito una cippa. Non abbiamo capito quella, niente. Cosa hai detto? quella bimba. Ah, una bimba, forse, bravo. C'è una bimba là, anime, vicino ai giochi. Se sì, me lo fai diventare rosso se c'è una bimba o un bimbo vicino ai giochi. Mi sto avvicinando io. Sì, io vedo un volto anch'io, lo vedo vicino alla finestra, Moira. Ehi, frena! Non si dicono le parolacce. Niente parolacce, comportati bene. Sì, mica no, ha detto no, hai sentito? Allora, qui nessuno ti sta offendendo, nessuno di noi ti sta mancando di rispetto e nessuno di noi ti vuole fare del male. Comportati Quindi ti abbiamo chiesto prima quando siamo entrati, per cortesia, rispetto reciproco, cioè anche voi nei nostri confronti, chiaro? Sono stata chiara? Sì o no? Niente parolacce, chiaro? Non provarci. Guai. Ora. 2. Fermati. Su qua. Fermati, ha detto. Ah, fermati, tutto rosa. Ha detto fermati. È ferma adesso. No?
Buon cosa? Hai detto fermati, buono. Perché se vado avanti lì cosa c'è? Cosa succede? Parla, cosa succede se vado avanti lì? Questo è un cane che sentite da qualche casa. Ragazzi, fate gli screenshot. Ah. Tu sei la donna, chi sei? Io lo vedo troppo. Ah, ma no, il cane non è nostro. No, no. E Tania, quando hai il cane che abbaia, tesoro, devi chiudere un attimo il microfono, se no mi viene nulla la prova Sì, qua, sì, sì. la registrazione. Grazie, sai. Allora, questo è il cane di Tania, così abbiamo capito e lo diciamo che magari non ci sia qualcosa quando torno dentro. Allora, Anima, ti dà fastidio se ci avviciniamo alla culla? Ti dà fastidio se ci avviciniamo? Possiamo avvicinarci? Inizialmente sono quasi tutti cani, comunque a parte quello in mezzo. Il REM-pod funziona? Prima eravate qui, adesso dove siete? Però è dato che anche se a distanza, a sta vicinanza qua, il REM-pod non suona. Sì, fatica. Quindi lo fa proprio se sei attaccata, perché, No, no, no. cioè, guardate, Dove sei? Non si comporta. noi siamo con te, ok? E dove sei? Noi siamo con te, ha detto. Cosa? Abituati, ha detto, una roba del genere. Hai detto abituati? Vero, comunque Devi correre. No, io non corro, non posso. Dove dobbiamo correre? Tu non puoi. Cosa non posso? O non possiamo? Però qua si vede benissimo che non sei entrata. Scusate questo rumore di... No, no, tu basta dici che è un rumore tuo del telefono. questi rumori da cellulare. No, no, ogni volta che succede devi dire è un rumore del mio cellulare. Un messaggio del mio cellulare, così la gente sa regolarsi che non siamo... che non è scasso vaie. No, perché ormai lo riconosco. Oh, signore. Dove sei di preciso qua dentro tu? Mi fa morire scasso. Sei presente qui con noi in questa stanza? O siete presenti? 65% ed era pieno, eh? Stanno mangiando. 59% amore e power qua dietro. No, il mio lo lascio abbastanza tranquillo. Io con solo questi ciapa. Sono quello della moglie. Mamma mia, santa benedetta. Ciao Occhi, bentornato. Disse cosa? Inoltre fa in prima Torre in camper, parte... Almeno qualche ora la dormo sul camper senza tornare a casa. No, scherzo. Dovresti dormire di più invece. Esatto, ma qua non si dorme, qua si parte sempre in viaggio. Dai Anima, siamo venuti apposta per parlare con te. Cioè prima tutto lampeggiante, tipo le luci di Natale. Tipo quando Adesso parlava niente. Tania stava parlando e loro sotto parlavano. Quando hai il cane con una baia, Tania, apri pure il microfono e di se vuoi dire qualcosa, Ah, il cane del vicino. Ah, ok, Adesso no, ho no. chiuso la porta. Tu se c'è qualcosa dillo pure, chiedi pure. Anima, di chi erano Sì. questi giochi? Di chi erano questi giochi? Sono bellissimi. L'elicottero, la pantera rosa. Adesso guarda come ti abbiamo messo bene anche la pantera rosa. Ti abbiamo messo anche l'elicottero. Ne abbiamo avuto cura, hai visto? Mica li abbiamo trattati male noi, quindi magari come ringraziamento potresti dirci qualcosa, vero? Ma sei tu lì sulla parete che ci osservi? Per caso? Dov'è? Anima? Non lo vedete? Ah, là. Guarda bene sul Sì, lato. sì, ho visto, si quello vede là. benissimo. Esatto. Qui si guarda qua, Rosy. Si vede Ma benissimo. addirittura Adesso sembra si sta un'altra trasformando. sago, ma guarda. Ah, sì. Sì, si sta trasformando. Sì, ma come lo vediamo noi? Sì, sembra che venga avanti. Si sta studiando. Sì, ci sta osservando. Sono io, ha detto. Ah,
Ah, ok. Mi vedi gli occhi? Ok. Sì. Mettiti qua di fronte alla parecchio. Guarda i occhi sulla parecchia lì. Ma ti piace la mia Altezza voce, così, li Anima, vedi? per caso? Perché rispondi me? Sta venendo. Sono due ragazzi, guardate anche l'altra parete, quella di qua. Ecco dove siete. Uno è di Sì, lì sì, e uno è di qua. Chi siete voi come se due? fossero due guardiani, sembrano. Mi dici chi siete per cortesia? L'avete detto che ci state studiando? Dimmi. Ciao, ha detto ciao. 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 Ciao Anima. Chi sei? Ciao. Però se parli bene capiamo, altrimenti noi non capiamo niente. Cosa? In Parlamento. No, lascia stare il Parlamento. Siamo persi. Esatto. Dici di Ciao, che è Domenica. qua, di questa casa, per cortesia. Noi vogliamo sapere di questa casa, non del Parlamento. Il Parlamento non ci interessa. Non facciamo politica noi. Piace per te, ma noi politica non ne facciamo. Chi è che abitava in Quella questa sulla parete. casa? Chi abitava in questa casa, Anima? Tu sei profumo di fiori, vieni a sentire. Sei profumo che sta Sì, avvicinando sono i buone bambini. comunque. C'è profumo di fiori qua. Lo senti? Mamma mia. È un buon segno, però. Sì. Qui no, è lì dove sei tu. Fai suonare l'apparecchio, quello con l'antenna, se sei qui. Insomma, anche perché siamo belle vicine, non è che siamo lontane. Vuoi far suonare questo? Poi da te come sono qua dovrebbe già aver suonato. Se suonasse adesso ragazzi non siamo noi, perché dovrebbe già aver suonato. Tocca l'apparecchio con l'antenna. Dai, sono due, però questo qua è l'antenna più alta di ferro, tocca questo, che c'ha una bella lucina blu. Te lo dico perché se ti piace le lucine, questo fa tanto suono, fa una musichetta, un suono. E fa una bella luce blu, sai? Questi erano i tuoi giochi, Dio, ma mi guarda quello là. C'è l'uccello no, che mi guarda così. Come dire, È il mio souvenir. sta lì, mi piace per te, Chi ma... sei? Vai di là, Moira. No, vai tu di là, io non ci vado vicino. Ok. Vai di là, no, io vicino a qualcosa, lì non ci vado. È Ciao. tanto che ti ho messo l'apparecchio, ragazzi. L'ho attaccato. soprannominato Tarcisio. Ti piace? Ah, c'è anche fratelli giù, io ve lo dico. Ma Moira non vuole che li porti su, se no io ovviamente li portavo su. Ti piace il nome che ti ho dato? Uccellino, Tarcisio. Guarda, solo se mi anche con due leoni te li faccio portare su, se no niente. Giusto Tania? Si me lanciano due leoni e li faccio mettere su, se no niente. Se no nulla, proprio zero. A proposito, sapete che tornando dalla ragazza ieri ho visto, stanotte alle 3, siccome che lei abita appena su, no? E due volpi troppo belle, prima una, poi più avanti un'altra. So che sono pericolose perché belle. sono aggressive, però sono belle, Sì. troppo belle. Non le ho tirate sotto, giuro, ho lasciato che passassero. Ho rallentato del tutto e ho lasciato che passassero. Eccoci qua, bravo, continua. Dai. Puoi mettere un po' se vuoi qua? No, non ci penso proprio a integrare un po'. Lo metto io. No, facciamo qua schifo, non posso sapere perché voglio che tocca il Babbo Natale, se lo tocca lo sentiamo. E diciamo me ne frega poco. Ragazzi, ho provato. No, perché secondo me che se c'è un qualche bambino qua, va più sui giochi sicuramente, non va di certo, hai capito? Se c'è il cacciatore, ti porti Uccellino. L'userina può salire della pomare. Uccellino della Comare, in Veneto. Allora, Anima, ci riesci a toccare Babbo Natale, per favore? Facci vedere che siete presenti.
No. Dai. Mi inizia a andare in testa qua. Io ce l'ho un po'. Lasciate stare noi, concentratevi sugli strumenti, anime. Vai sugli strumenti, per favore. Anche io ho sentimenti che ho mal di testa, però lasciateci in pace. No, io da quando sono tornata qua dietro il telefono non ce l'ho. È lì. Più 5 minuti, ma... Ciao Mirchetto, il problema è non voglio quando farla vado lì. vittima. È quando vado lì il problema. Comunque sembra che si stia, lo dico piano, ma sembra che si stia attivando. Anche verso la Pantera Rosa. Puoi toccare l'apparecchio vicino alla Pantera Rosa, per favore? Tanto sappiamo che c'è qualcuno qua, perché l'abbiamo già bello che capito. Guarda, se mi fai cadere il REM pod, quello lì con l'antenna di ferro, quella con l'antenna più alta, o uno degli strumenti, ti do un dolcetto al cioccolato. Ma solo se fai una cosa così, se no niente dolcetto. So che voi siete golosi anche di queste cose. Anche da preferire mangiarlo. Se lo volete, io ve lo do solo a patto che fate cadere uno degli strumenti. Se lo fate io ve lo do col cuore, ve lo regalo. Vediamo un po'. Anche quello vicino alla Pantera Rosa, al peluche rosa potete farlo. Quindi questa si chiamerà la casa della Pantera Rosa, che è molto bella. L'aveva anche messo l'altra così. Pantera Rosa. Allora? Insomma, Insomma cosa? Qual è il problema? Io il 60% incomincerei a mettergli le power, così si scaricano meno, secondo me. Sì. Gli metto le power. Lì. Power tutte e due, così non sbagliamo. Scusa, Hai voglia di dirci il tuo nome? Ecco. Almeno, non vuoi dirci altro? Dici come ti chiami? Esatto. Almeno quello. Per sapere Scusa, come ti chiamiamo, Almeno Noi quello. I nostri nomi te li abbiamo detti. Adesso tocca a te. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Bella domanda. Giusto, non è che vogliono la candela. Adesso gli mettiamo anche una candela. Metto le power e poi gli mettiamo una candela, così evito che si scarichi di tutto il telefono. Se no mi tocca abbandonarvi in fretta e io vorrei fare questa indagine. Allora, chi sei? Uno al posto. Ok, ha fatto bip e l'altro andiamo a prendere adesso. autismo. Pratismo, una roba del genere, non so cosa vuol dire. Autismo? Mm. Sei una persona... Cosa hai detto? Questo no, questo era fuori Spiribox col tonfetto qua, È stato un tonfetto, l'ho sentito bene io. Noi sai che diciamo sempre la verità, però io adesso l'ho sentito. Un tonfo. C'era una persona... Sì. Non è per fare Ce ne palcoscenico, sono ragazzi, almeno ma io 3 l'ho sentito. divisi, 4. 2 giù e 2 su divisi. Cosa? Un vecchio, Che ci sono? 4 sono in una parete. Siete in 4 qui presenti o di più? Sulla parete destra sono in 4. Oh, mi raccomando che non parta la tua Alexa, vero, con me? No, con te non parlo. Non No, è no. spontanea. No, ma tu non Se mi parli parte mai. Alexa siamo a posto. Vabbè, quella ce l'ha No, con no, ho me. chiuso la porta. Alexa è stata Che fa la fregata, risata ragazzi. macabra, Allora, ciao. Anime, guardate che la Moira si è fatta tanta strada per venire qua, Esatto. 2 paroline di cortesia, magari. Dai, su. Allora, quanti
siete qua? Vi ha chiesto Moira. In quanti siete? Sembra detto 3, però non sono sicuro. Siete in 3? Sì, anch'io ho capito 3. Confermate che siete in 3, anime. Se siete in 3, non fate illuminare fino ad agosto. Il rap è quello attaccato alla perché attaccato alla Pantera Rosa. Mi sembra un sì. Quanti? Dovete dirlo voi a noi quanti. Io non lo so. Io non vi vedo, dillo te, anima. Noi non vi vediamo. Mi sembra che per oggi. Cos'hai? Oggi. Cosa ha detto? È È arrivata oggi? arrivato oggi, io ho capito bene, ragazzi? Che è arrivato qua oggi? Sì, Chi è che è arrivato qui oggi? Noi? Forse noi? Perché noi siamo venute qua adesso, prima, quindi... Sì. Di certo non ho dormito qui. È riferito a noi? No, non vedo Maria mia qua adesso. Anche perché gli altri senza tetto a volte che girano. Sì. No, io più che altro per quello non dormirei qua, sinceramente, perché quando che è in giro senza tetto io non ci vado a dormire, non ci dormo di sicuro. Vabbè, dopo io vado. anime, lo sapete che mi piace tanto quel Babbo Natale? Mi sa che me lo porto via. Lo sai, mi piace veramente tanto. Capito, anime? Bella idea. Tania mi piace. Bella idea, Tania. Ce lo portiamo, sai, Tania? Mhm. Forse che non facciamo tanto le curve perché guarda qua, Ah. con la punta di ferro. Così ferro con la punta. Perché questi qua possono essere anche furbi. Nel senso, possono prendere... Oh, ce l'ho anch'io. Ho capito, ma se noi non li vediamo e loro iniziano a avere i piedi per una cosa del genere, Mamma mia. non è il massimo, eh. Direi Hai visto adesso occhi profondi, hai visto? Se ti concentri le vedi. Esatto. Allora, Allora, anime, me la porto via, Babbo Natale. È troppo bello. È tuo? cosa vuoi? Cosa vuoi? Ripeti a me. Chi è la voce grossa? Sento a tratti. Chi è la voce? Chi è la voce grossa? Chi sei? Parla. Si arrabbia. No, no, non te. Il vocione grosso, chi era? Vieni avanti. Allora? Sto aspettando che mi comunichi, vocione grosso. Chi sei? Furi, puoi anche andare via se non ci credi a queste cose. Ascolta un duello. Sì, esatto. Dov'è? Ah, ok. Furi, ti mando dalla tua mammina a prendere un po' di latte perché ti manca ancora un po' di latte in bocca. Mo te ci mando, appena ti becco che funziona ti ci mando. Allora, sì, adesso siamo bloccate, vedi? Ecco, Dovete toccare gli strumenti, non il telefono. Toccate gli attenta, strumenti. attenta ha detto. attenta. Voglio beccare, Attenta a cosa? no ancora no, questo voglio proprio beccarlo. Hai Attenta paura a che cosa? ti prenda Babbo Natale? Bisogna che fa Tania. Ok, Con Tania ci parla. sì. Tania, scrivi qualcosa su Rullo un attimo per favore. Ah, grazie Cati. A cosa devi stare attenta?
Niente, dopo. Sta andando bene, a posto, il rullo è a posto. Numerolo. Nonno? Quale nonno? Ecco la ragione. Vieni qua con me. Avanti. Chi è? Comunica con me, non fare il furbo. Ma mi prendi in giro? Mi prendi in giro? Ti ho detto vieni a comunicare con me. A me non fai paura con quel vocione, io te lo dico. Ma neanche a me, guarda, Lei assolutamente. chi è? Anzi, Cosa hai detto? fra un po' mi metto a Cosa hai detto? Ripeti. Non abbiamo capito niente. E tu ogni tanto tagli le parole e non va bene. Ah, vedi, dobbiamo stare attento a questo, eh. E stai lontano anche da me perché mi viene mal di Capito? testa. Stiamo attenti al puzzle. Adesso non dovrebbe più darlo il puzzle. Ah, ok. Perché sennò chiudono. Quindi la stanza è grande, cerca di starmi lontano se puoi, grazie, gentilmente. Sì, ma fallo, perché io non riesco a fare niente con Io ho la provato testa. a farlo qua, ma... Oh, Personale. Benissimo. dobbiamo fare aggiorna, ma... Esatto. Speriamo che Dio ce la mandi buona. Vedi? Io l'ho fatto, però... Questa me l'ha preso da me l'iPad, prima che ho fatto. Se no mi tocca riaprire. Perché... Vedi? C'è la verifica quella col puzzle, ma sembra che non vada a buon fine. E sì che l'ho Esatto, fatta. corvetta. L'ho fatta, ma... Grazie che ti sei allontanato, Anima. Vedi, la live terminerà e io l'ho fatto, eh. Sì. Ho fatto la verifica, ragazzi, ma col puzzle, ma non sembra che dice, cioè l'ho messo giusto, centrato, ma sembra che ci sono problemi. Nel senso che con la linea fa fatica, quindi lui prende poco e non riesce a passare il puzzle. Devo stare attenta anch'io a guardare perché... E semmai bisogna rifarla. Ragazzi, datemi un attimo, provo a chiudere e riaprire. Mi dispiace, ma Scusate. non mi prende il puzzle. Aspetta. No, bisogna far così. Anche perché così vediamo quanto hanno. Vedi, niente, guarda, Cosa porti niente. via? Neanche saldo, niente non dà. Non c'è connessione. No, no, poca. La live è andata. Però Sei guarda, tu che fai andare male il telefono? Anima? mezza luce e mezza Non toccare il oscurità. telefono, non toccare il telefono, hai capito? Ecco, forse adesso lo sta Per dando. favore. No, anche perché così vedo quanto hanno fatto gli altri. Sì, ma Quanto Anima non hanno... toccarlo, ok? Non lo Hai fa. sentito? Come euro 1,44? Poi i doni che abbiamo avuto. No. Possibile? C'è un cigno. Esatto. Esatto. 1,58. No, ma per me c'è qualcosa che non va. 3 euro, vedi, sta cambiando, ma come possono essere solo 3 euro? No, no, forse si deve tornare, dai. Non Sta è mia ancora linea terminando, qua. no, la sta terminando. Guarda. E qui dice 1,44, è sballato. No, no, Vabbè, proviamo a rientrare in live. dobbiamo proseguire il movimento. Eh sì, no, bisogna vedere perché se non dà la linea... Oh, se ci Riprendi, guarda, mi fa riprendere. Ah, non ha terminato il live? No, Oh, è stato lento allora. è lento. Animuccia, lascia Guarda, stare guarda, il guarda. cellulare, sai? Alcuni commenti di questa live sono stati di... Vabbè. Fortuna che non mi mangiano. Ragazzi, ho provato a chiudere e riaprire perché il puzzle non lo prendeva. Mi dovete scusare, ma il puzzle non lo prendeva. Hai sentito? Da là davanti in fondo. No, non ho sentito. Io ho sentito appena... Proviamo a vedere. Voi come vedete la live? Va bene? Niente, allora è meglio non far salire nessuno perché sennò rallenta ancora di più. Sì, scusa Tania, ma... Scusaci Tania, è perché sennò rallenta ancora di più. Anche perché a lei rispondeva, veramente. Ti blocchi, mi dice Cati.
Aspettiamo un attimino che si risetti un po'. Perché guarda, a noi qua fa vedere linea piena. Io non sento anche voi, vedi? Si blocca la live. Un attimino ragazzi, Ti avevo vediamo. chiamato per dirtelo. Ah, ok. Metti le candele, sì. Ma qui è proprio la casa, secondo me, che è molto... Rosy, semmai proviamo in quell'altra. Se sei tu anima, lascia stare gli apparecchi, lascia stare i cellulari, Candela. ok? Mettiamo la Per candela. cortesia, che ci servono per comunicare. Ma se qua che poca linea... Beh, io adesso intanto dopo mi immagino di questi Rosy. Cioè, sto cadendo a pezzi. Bisogna che... Dice Katy che stanno prendendo energia dal cellulare. No, ragazzi, io sono sincera. Qui è un problema di base con la linea. Sentite adesso? È la linea. Katia? È la linea. Niente a fare. La linea fa fatica, ma l'ho visto io. Dicono che c'è qualcosa che si muove tra la porta e il Adesso termosifone. se noi mettiamo la candelina, questi, l'aria la spegne, perché c'è un po' d'arietta. Noi siamo sempre sinceri. Katy, come va? Mi senti? Ascolta, la cassetta metto qua ancora. Vediamo un po'. Lì. Dice Katy che ti blocchi. Non si può fare niente. Allora proviamo ad aspettare. Sì, aspettiamo perché... Grazie, quindi Corvetta. questo non si può fare niente. Chiude così non si può fare, Rosy. Perché Questo è la il linea punto in quella cui che è. prende di più, quindi proviamo un attimino ad aspettare. È l'unica perché non ho alternativa. Io non- Ima, siamo già uscite e rientrate. Appunto. Cioè, Sono in loop, c'è il loop. non lo so se è la linea o se sono loro. Può darsi che siano... conviene chiudere e rientrare. Che facciamo? Proviamo? Aspetta un attimo che arrivo, Mm. Un attimo perché qua... Se siete voi anime, non prendete energia dal cellulare, perché qua la connessione No, c'è. io Abbiamo no, 5 tacche. Adesso va. Ok? Quindi, bene, anime, non toccate gli strumenti, ci servono per comunicare con voi in primis e anche con le persone. Comunque insomma Moira mangia un boccone perché ti conviene che te Rosy, se no Sì. cadiamo a terra. Io Adesso dicono che va, Bene. Tanto ragazzoli, smangiucchio un pezzo, che se non smangiucchio sto male. Io sono convinta. Ok, ciao Corvetta. Allora, mi spiace ma adesso vi faccio vedere, Ragazzi, è duro. adesso vi faccio vedere il mio pranzo. Cioè, guardate me Ma e come guardate fai? che paninone. Come fai a essere così magra? Se lo mangio io metto su 3 kg. Lei. Si è staccato il Bluetooth, amore. Allora, si è scollegato da lì. Provo a vedere perché è acceso il Bluetooth. Mi sta andando. Perché ha parlato qua? Anima. Anime, provate a comunicare ancora, prova a staccare, spegnere e accendere il GP. Il Bluetooth? Ok, aspetta. Ok. Qualcuno devo prendere da me. Bluetooth, JBL Go. Sì. Qua, connessione. Sì, perché ho sentito l'anima parlare dal cellulare. Oh, io intanto mangio, Piace ma io so fare. No. No? Aspetta. Ma non si connette? No, non si connette, aspetta un attimo che riprovo. Accendi. Lo sento qua. JBL. Sono attaccata col tuo operatore. No. Impossibile connettersi. A posto. Aspetta. E questi? Sono furbi. Adesso sono andati su questo. No, va tutto. Questo qui è spento. Connessione, provo. Lasciate stare il cellulare per Se cortesia. no provi staccare e attaccare il telefono, cioè spegnere e riaccenderlo. Proprio il telefono tutto. Sì, se fa così sì.
Ok, sì, si spingo, Spingo un attimo. Fai spegnere e accendere. Oddio, testa. Niente. Sono dei rompiscatoli. Anima, stammi lontano che ho mal di testa. Non rompere, scusa, te lo dico. Non ci rompete le scatole secondo il mio punto di vista. A me tanto. È stato più bravo Scassa che è andato via. Esatto. Adesso riattacco. Perché i telefoni sono staccati. Riattacco, Mhm. Dovrebbe andarti in automatico con la mia linea adesso. Stiamo aspettando a vedere se la Spirit Box riparte. Cioè, Continua a girarmi. per partire parte, ma deve collegare la cassa. Sì, cioè va, non funziona. Aspetta che si attacca però. Ho bisogno di zucchero. Sì, perché ne fa venire mal di testa. Ma Bibi, 4 ore e mezza. Ciao a tutti ragazzi. 4 ore e mezze ho dormito. E pensa che non fa collegare neanche la Spirit Box all'app. Cioè la cassa al telefonino di Rosy. Ma il pezzettino di panino? Ma tanto non lo puoi mangiare perché non c'hai lo stomaco. No, adesso estivo un po', voglio vedere se stigando un po', ragazzi. Stanno un po' comportando male, Mi ricollego. Niente panino, vero? Ripeto, tanto siete trasparenti, quindi lo stomaco non ce l'avete, non potete mangiare. Ah. Grazie Paolina. Mi gira intorno a me, mi gira. Non si riconnettersi. Però mi devi far leggere perché sennò allora se mi fai così in fretta lo vedo in città. No, bisogna avvicinare. Vieni qua vicino, proviamo a fare una roba. Adesso lo proviamo ad attaccare. No, Rosy, non devi farlo quando io sto... Ok. Lascialo fermo. Perché se tu lo fai quando io sto per riaccenderla, lui non te lo trova di sicuro, finché non è accesa, hai capito perché? Adesso l'ho spenta, quindi si deve fermare quello lì. Strano però. Vicinissimi. Ok, Mamma? adesso spegni e riaccendi il Bluetooth, da qua. Riaccendi. Ok. Ok, alza tutto il volume. Adesso rimetti la Spirit Box e vediamo. Ci siamo, eh? Ciao amici. Fammi vedere i settaggi. Vai. Boh. Eccoci qua ancora. Cosa hai fatto al telefono? Ti ha messo le mani. Mai sulla polvere per Ah, non c'è scusami. l'attacco. Scusami. Mm. Aiutami. Sto mangiando anche io, raga. Zuccheri, la roba. No, guarda, mangia carne. Perché sennò qua... Ma mi mangiano gli zuccheri questi. Allora, Eri tu che mi facevi venire mal di testa? Che mi fai venire mal di testa? Anima. Bravo, bravo. Bravo, bravo. allora, anime, volete comunicare ancora con noi? Gli hanno fatto spegnere anche il cellulare, cioè la Spirit Box, la cassa, anzi, la cassa del cellulare di Rosy era spenta, si era proprio non collegava. Anima, lascia stare gli strumenti. Ho detto che ci servono, se volete parlare con noi. Volete parlare con noi?
Vero? Sì, si potrebbe provare con la GhostTube. Ce l'hai anche l'altra a pagamento della GhostTube? No, neanche no. Allora, la sua GhostTube porta 500 parole. Sì? Dici, Stonica. sono in campo. Sei incazzato? Sei incazzata? Madonna. Maggioranza Maggioranza fa. Bisogna vedere chi è in maggioranza qua. Amiscia. Noi o te? Aspetta che proviamo tra un po', Cati. Vediamo se parlano. Ehi. Quindi siete in due? Due, tre. Ripeti? Che cos'è? Geniale. Geniale. Non ho capito. Geniale. Che cosa geniale? Eh, Eh? Parla meglio. Non ci voleva perché sennò. allerta. Allerta? Allerta di. Allerta di cosa? Sto dicendo. Sto dicendo? Cosa stai dicendo? Bella cruciale. Cruciale. Cruciale per cosa? Con Luca. Rocca, vero? Difficile capirli. Tu? Tu cosa? Tagliala. Tagliala. Cosa tagliala? Cosa intendi tagliala? Cosa deve tagliare? Tirato al Non ho capito. Così. Ma come ti guardo? Ma se fa mettere queste povere creature, cioè, imbalsamate, veramente fanno. È per quello che dico che mi fanno schifo, perché È morto, tanto. Ma poverino. Morto è morto. Madonna santa. Povero uccello. Cosa vuoi dire, anima? Registra. Toc. Sto registrando, sto registrando. Perché cosa che Dottora devo per... un ladro? Trovato? Sono tanti qua, Non me lo sentivo prima quando siamo arrivate. Mondo tedesco. No, che poi non ho detto niente, vero? Anche perché me lo sentivo quella roba, io non te l'ho mai detto. In tutto oggi. Io lo sento qua, sempre qua. Ma io me lo sentivo già. Allora, Un po' d'acqua, prima di tutto. adesso Moira ha mangiato ed è bella carica, quindi Guarda, io ho recuperato tutte le energie, quindi adesso puoi comunicare chiaramente. Sì, ce l'ho le VP. Le VP ce l'ho qua. vabbè, Vai, che io sto bella carica. adesso ho mangiato,
Adesso sono affari No, tuoi. mi manca il dolcetto, ma quello lo prendo tra poco. Ma dove lo metti quello che mangi? Lo metti Boh. tutto. Sì, con tutte le corse che fa. Sì, beh. Oh, giusto il dolcetto con la cioccolata, però io mi sta scurendo lo schermo. Mi pare giusta, no? Guardate, Mangiato abbiamo mangiato, Visto? bevuto abbiamo bevuto. ma Ok? come si vede? Si vede male. Siete contente? Anime che abbiamo mangiato? Wow! Tutto buono. Via. Io ho il dolcetto in mano. Lo vuoi? Adesso ci vediamo un po'. Si sta scurando, vedi? Lo so, Sandy, non ingrassa di un etto perché brucia tutto. Adesso le sighiamo un po'. Faccio apposta, ragazzi, adesso. A me piacciono i dolci. A te non piacciono, vero? No, no, fanno schifo, ti dico che fanno schifo così non me li chiedi. Va bene? Tu non mi levanti a parlare e io mi mangio i dolcetti tutti io. Guarda che non è che ce ne sono tantissimi qua dentro, eh. Che buono, se no li dà a me, Li mangiamo noi. Tu? li dà a Rosy. Niente. Fine. No, no. Se non parli bene non ti do niente. Ah, più un libro. Ah, il libro. Non ce l'ho il libro. Vuoi che vada a prenderlo il libro? No, c'è solo quello delle preghiere. Ti piace quello delle preghiere? Sì, quelli che ci sono giù. Vuoi che ne prenda uno? Oh, da prendere un libro, vediamo. Vado a prenderti un libro giù, Anima. Ho visto che ci sono. Ah, che io non faccio il gioco del libro rosso robe varie, con i libri normali, te lo dico. No, i libri che ci sono in questa casa. Vuoi che ne prenda uno? Solo quelli possiamo prendere. No, c'era anche il mio libro delle risposte, zero. Invece se intendi il mio libro non è qua, è a casa. Ah, Quello delle risposte. Però c'è un libro più bello. Quello di Padre Amor. Le 100 preghiere. Ti piacciono? Vuoi che ti leggo una preghiera? Guarda, di preghiere ne ho 100 in quel libro lì, hai solo che l'imbarazzo della scelta. wow. Vuoi le preghiere? Hai sentito? Rumore di là. Vuoi la torcia? No, no. Dove sei? Di qua? Hai cambiato stanza? Perché sei così silenzioso? Parla. Forse vuole il libro, quello tuo. Non ce l'ho, c'è solo quello là. Sì, sì. Quello di padre, quello che ha detto Vuoi Moira. Padre Amor, il libro? Vuoi la preghiera? Su. 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 No? No, no, dopo su. Mica comandi tu, Scordatelo. A noi non comandi. Poi perché dobbiamo venire su? Cosa c'è su? Va bene, sarà. Va bene anche ora. No, ho detto che lo decidiamo noi quando saliamo, non che tu me lo dici. Quando mi comandi quando devo salire. No, veramente. Te lo vendi? Anche ora. No, no. C'ho il corpo appesantito. Non possiamo, non riesco a fare scale perché c'ho il corpo appesantito dal mangiare. Aspetta un po'. State qui. E la capire subito. No, ragazzi. Ma avete visto che roba cosa mi ha detto? Avete sentito? Ha detto no perché ho il corpo appesantito dal mangiare. State qui. Cioè, come dire, aspetta a venire su che se no se mi fai cascare solo l'altro pavimento.
Vabbè. Ok. A volte mi fanno morire perché Fanno ridere. hanno di quelle risposte veramente assurde. State qui. Comunque siete simpatici, dai. Dai, almeno un po' siete scherzosi. Anche perché anime, guardate che se anche ridiamo, scherziamo con voi o sulle battute, noi non vogliamo mancarvi di rispetto. Però quell'uccello là non mi piace, io ve lo dico, A me sì. Anime, io non so chi di voi, quando eravate in vita, ci facevate quelle robe lì, ma facevano proprio schifo. Non mi piace, ma quello ve lo devo dire. Non mi piacciono. Vedi? Vedi? Ma noi lo vediamo sì, ma a me a me non piace, è inutile che vai dietro. A me quell'uccello mi fa schifo. Era. Era? Cos'è? Devi raccontarmi cos'è, com'era quello lì? Ma io lo vedo com'era. C'aveva un becco, due occhi, due ali, due gambe, Era vivo. era vivo. Ecco, gliel'ho descritto giusto, ecco. Adesso è un po' meno vivo anime. Anche lui, poverino, è andato a miglior vita. Vero? A volte si fa così, ragazzi, anche per farli comunicare di più, a parte gli scherzi. Cioè, lo faccio apposta per farli comunicare di più, se ce la faccio. Perché non sempre ci cadono. Non sempre. Esatto. A volte funziona, a volte no, ragazzi. Come tattica. Anche quelle delle musiche è una buona tattica. Allora, insomma, io ho visto che fate andare gli strumenti, ma a quelle cose lì non potete farlo cadere un po', giusto per capire che siete qua intorno. Che simpatico questo. Sì, infatti, È quello che ti risponde. cioè, come se ti fossi rilassato seduto. Ah, Ti sei seduto sulla poltrona? Stai comodo? Anime, io capisco che voi ci avete un'ulteriore vita di tutto il tempo che volete, ma noi mica tanto, Perché? È perché, insomma, noi verso sera vorremmo andare a casa. Ah, stamattina alle 11 che sono 10:30 che ti siamo qua. ricordi com'era qua sulla terra? Allora, vedi quella là, non so se la vedi, è la Pantera Rosa. Praticamente abbiamo nominato questa villa la villa della Pantera Rosa perché ci sta simpatica la Pantera Rosa. No, no, niente demoni. Non mi vogliono i demoni. Neanche a me. Dicono che sono troppo della luce, non mi vogliono. In poche parole fanno capire. No, scherzo, a me non mi si avvicinano. Per ora no ancora. Ciao Antonio! Uè! Ma anch'io voglio campare, no, Antonio fa, voglio campare ancora per molto. Guarda, anch'io Antonio voglio campare ancora per molto. Sì, erano giù e le abbiamo portate su, ragazzi. Molto tanto bellina quella pantera rosa lì. Ci sta guardando con un musetto. Invece quello a destra non mi piace, quello là. Fa schifo. È mio amico. Che è un uccello imbalsamato. Mi fa schifo. No, sì che mi fa schifo. Mi fa Mica schifo. no. Mi fa schifo la Moira. Non mi piacciono mai gli animali imbalsamati. Né pellicce né animali imbalsamati, niente di tutto quel genere lì. A voi piacevano anime? Mamma mia. Sì, non lo sappiamo, c'è pieno giù. Va bene, basta che piaccia a voi. Allora, ce ne sono 5, 2 sul mobile e altri 2 giù e uno qua portato da me. La roba del pavimento l'abbiamo fatta comunque. Sì, ma non provare tanto, sai, ecco. Ma sono 50 kg, sì e no? Allora, meglio che non che va a me che non vi dico mica quanto sono. Non vi dico quanto sono. È talmente leggera che non... È troppo... è in là ancora 3 metri. Infatti, vedi che io sono qua. Ma io non vado mai vicino là al bordo là, non ci penso proprio. Oh.
Io se legge quel termosifone in ghisa, ma che roba. Bentornata Momo. Ciao Gabri. Allora, se ci dite qualcosa di... Cos'è che hai detto? Eh, Ti piace la musica? quanto pare. Sembra un po' musica country. Siamo in campagna, country. Mm. Qualcuno lavorava nei campi? Visto che qua una Beh, villa penso di in sì perché mezzo ai campi? c'era tutto un parco, ma più che campi penso proprio un parco grosso c'era qua. Il parco della villa. Sì, perché con gli anni può essere stato che hanno venduto magari campi così e sono andati ai contadini, hanno costruito le aziende agricole, può darsi, però Però c'è una stalla qua. sì, Grossa. oppure un tot di terreno era adibito tipo al fieno, quelle cose lì da dare alla mucca, Giusto? perché tenevano i pezzi di terra proprio per fare il fieno. Allora qua c'è una stalla che è grandissima, vero? Dopo ve la facciamo vedere. Ma conteneva un sacco di mucche. Un'azienda grande comunque. No, ho chiuso ragazzi di là perché stanotte, perché non c'era niente più di tanto. Però non vorrei che lei fosse sonnambula. Io ve lo dico, che magari è sonnambula, boh. Ada che incominciano. Ada. Ho parlato di stalla, c'era qualcuno che accudiva gli animali, le mucche? Sì, Ah, ma quello sì, infatti l'ha detto. certo. Proprio il vocione, quello di prima. Ciao, buono te. Che ci fai? Qua. Lo sai che a te ti tengo a bada io, vero? Stai lì. Basta? Hai finito? Che movimento sulla dama. Sulla? Dama? Dama, sì. Ma un po' che lampeggia, invece l'altro il primo no. Ah, qualcuno piaceva giocare a dama? Facciamo una partita a dama. Con me vinceresti sicuro. Ma stai tentando di giocare... Cosa ho detto? Stai tentando di giocare con la Pantera Rosa? Come se quello col vocione li trattenesse un po' però, eh. Lasciali parlare, cosa fanno di male? Lasciali parlare. No. Sì, Sì, perché? mica no, sì. Dai, su. Cosa fanno di male? Devono solo parlare. Tu non puoi bloccare tutti, lo sai. Li devi lasciar parlare. Dai. Ah, è vero, la candela si è spenta. Questo è mio, Viene fuori per me, ragazzi, col funghetto in mano dietro. Sapete che io vi dico tutto. Si è spenta la Allora, Rosy, candela. prova ad andare... Anche questo è quello antivento, La candela. Prova a vedere... Comunque è antivento, quindi puoi anche tenere giù la candela così com'è e fai... Occhio che non ti scotti, perché è tenuta così. Boh. Vediamo come fa. Così apposta con gli antivento perché almeno non li spengono. Non sapevo, sai. Ah. Prendo dai tabacchini, dove ci sono, li prendo e li uso. Chi è che ha spento la candela? Lega. Dica. Te l'abbiamo chiesto, Dica. Grazie a chi l'ha detto, Per Ti la piace la candela. candela? Lì dove c'è l'amico della Moira, lì l'uccellino. No, non è mio amico quelli, Roselinde, l'acqua, È mare. amico della Rosy quello. Mio amico, l'ho portato io. Ho fatto bene a portare l'uccellino. Ragazzi, dopo faccio cambiare il nick a Rosy, lo faccio mettere Rosy 74 i più.
Ipu, perché sennò è troppo lungo quando facciamo le locandine, quindi non è che Rosy cambia profilo, cambia solo la parte del nick che lo accorcia, se no si fa fatica ragazzi. Un po' più di impegno magari a toccarli, eh? Ho capito che i vostri giochi preferiti, anche a voi non piace con l'uccello imbalsamato e fin qua ci siamo d'accordissimo. Ma gli altri giocattoli? Dai, oltre alla dama, anche la pantera rosa e il Babbo Natale, toccami anche quelli. Guarda che bello il Babbo Natale, è forte. Ah, se non gli piace glielo butto giù per il buco. No, allora eravamo d'accordo che se non gli piace l'anima glielo porto a casa da Tania. No, lo butto su di là. Sì? Va bene, dai, ok. Ragazzi, faccio apposta per sfigare, eh? Oh, Non pensate che lo faccio davvero. La Moira lo vuole buttare se non lo tocchi. Ah, io tra un po' lo prendo e lo butto giù. Vabbè, Moira. Guardate che in realtà, guardatemi. Ma tanto a lui non piace. Non ti piace, vero? No, quello lì fa un volo tra un po'. Cavolo, il cerco che si avvicina. È il suo amico. No, non è il suo amico perché mi sa che quello per fortuna è ancora vivo. Non ti piace il Babbo Natale? Sembra che mi guardi. Come sono broccata? Fate tap tap. Se non fate tap tap si bloccano le live anche perché la linea c'è. C'è la linea, un po' meno ma c'è. Ciao creatrice. Allora dai. Ho detto che io dico che lo butto giù, ma in realtà no. Capito? Sì, È per loro, per vedere se stigandoli. No, Scusa, spero di no, che non sia dai, scassabaia. non gli piace. Dai, lo butto. Guarda, sto arrivando io a prendertelo perché sennò tu vai a trovare così. Cioè, mi dispiace tanto, ma se non ti piace... Sono stata io, eh. Sì, è stata Moira. Dai, buttalo Allora. perché non gli piace. O lo tocchi o lo butto. Dai, non lo vuole qua in questa Lo casa. butto? Allora? Sì, dai, vedi che non parla, non dice niente. Va, ti do un'altra possibilità. Te lo metto qua. Ah, era troppo comodo. Sì. Ti do un'ultima possibilità. Dopodiché volo giù. Allora, chissà lo mimpie che il Babbo Natale lì. Giusto da vedere perché vedo che ha due bei piedini. Prova. Deve stare su, dovrebbe. No. No, la Io dovrei fare la prova. È perché c'ha il piedino rotto, poverino. C'ha il piedino rotto. Ah, vedi? Anima, ti piace il babbo? Guarda, la Moira aggiusta tutto, guarda, aspetta, come prima. Lì. Oh, sta su comunque, guarda. Adesso provo a lasciarlo lì qualche minuto, vediamo se... Ci ho messo un pezzettino dietro, dove manca il pezzettino di piedino, quindi c'è il rialzo. Perciò è fermo. Cosa c'è? Ti dà fastidio che ho toccato Babbo Natale? Giorgia Meloni. Meloni? No, ascolta, non parliamo di politica, per favore lasciami stare quella. Lascia perdere, per Che non favore. andiamo proprio d'accordo a parlare di politica, ed è politica adesso si mette a parlare. Prima il Parlamento, adesso Giorgia Meloni. Magari non è che ci dà una bella notizia dal caso, avete già capito quale, no? Comunque, Forse che forse. non ci interessa comunque. No, ma magari se ci dai quella bella notizia fosse vero, mi sa che tutti esultiamo. Facciamo una festa? Ma mi sa che non sarà così. Oh, Blood. Mi ha fatto ridere. Mi metto io là a fare la turnista tra un po'. Rosy! Ecco, no, veramente ragazzi. Ciao GF. Anche GF ha preso 3 quadri miei, ragazzi. Sono Quindi belli, ci ha bravi. sostenuto, Grazie. Quindi grazie per il cuore anche te, GF. Non ha l'obiettivo. Qua. Vediamo quanto siamo.
se me lo fa vedere. Ok, Rosy, vieni qua un attimo. Sai che mi piace il babbo lì? Quindi abbiamo fatto 4 su 25 manine da quelle le manine col cuore e 8 su 25, che sono manine da 100 monetine, anche il cuore, no? Quello là da 100 monetine. Grazie a tutti. Sì, ma a tempo mezz'ora, se non arriviamo almeno alla metà, chiudo? Chiudiamo. Chiudo? Gliel'ho detto secondo avviso però, però più di quello basta. Torniamo al nostro bambino, a me piace un sacco e non voglio buttarlo giù, Hai visto? ma voglio portarmelo a casa. Hai visto che sta su? Sì, Se cade non è di certo perché era in bilico, perché sennò sarebbe già caduto. comunque è bello. Giusto? Se cade perché era in bilico, dovrebbe essere già No, caduto. no, 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 è in piedi, è da solo. C'è un supporto dietro, giusto? Era sotto, guarda di qua, vieni di qua. Guarda. Gli ho messo un pezzettino di asse dietro. Sì, sì. Quindi se cade non è perché è in bilico, ragazzi. Allora, Anima, lo porto a casa? Siete stati fortunati? Anime, Non l'ha buttato animo, forza, Animo, anime. comunichiamo. Ma non sanno parlare questi? Mi sa No. Andiamo via, dai, andiamo da qualche altra anima. Ce ne andiamo, grazie Antonio, ce ne andiamo da un'altra parte, io ve lo dico. Sì, perché non volete comunicare. Qua non abbiamo tantissimo tempo, ragazzi. C'è stato E un anno, poi- gli altri sponsor hanno donato, Antonio che è uno sponsor qui sta donando oltretutto anche qua, anche lui, cioè gli altri. E poi sono 400, ma cioè voglio dire, Comunque, dai, ci Vabbè. penso, me lo porto a casa questo qua, eh. Bellissimo sto babbo. Com'è carino. Dai, andiamo via perché qua non vogliono parlare, non ci andiamo vogliono. via, Dai, su. ultimatum, anime, Andiamo via, andiamo via. se non parlate andiamo via. Chiedono se ci sono delle scale con un camino da qualche parte. Sì, no, delle scale ci sono, il cammino no, per le scale, per le scale. Questa casa è piena di cammini, ragazzi, sì. nelle stanze. Il problema è la connessione. Il problema è la connessione, che se noi ci spostiamo da questa casa qua dentro, Ah. nelle altre è facile che i ragazzi non prenda. Noi potremmo provare a farvi vedere. Se volete proviamo. Camini GF è pieno qua. Quasi tutte le stanze avevano dei camini. Allora, questo rumorino qua potrebbe essere sopra le ingrondaie che i colombi Colombi, camminano. sì. Sì. O topi o qualcos'altro. Cosa vogliamo fare? Avete visto degli Orps per caso voi? Io non ci ho fatto caso. Qualcuno di voi mi dice se ne ha visti passare? A parte che dopo nel video vedo perché sto riprendendo nel video. Ditemi solo sì o no. Avete visto passare degli Orps? Se voi li avete visti dovrebbero essere improntati anche nel video. Con quell'altro telefono. No, no, è accesa, sta guardando la Rosy. La cassa è attaccata, no? Sì, tutto. Bon. Tutto. Si blocca, dice. Sì, ti leggiamo GF, anche creatrice e gli altri vi leggiamo. Dice anche lui che è acceso. Ci sei? Ci sei? L'anima ha detto che è accesa. Che non vuol parlare. Forse non sa parlare. Mi sa che... Prima era così nelle case. Ah, ecco. Oh ragazzi, cosa volete fare? Volete che usciamo? Proviamo da fuori a vedere. Ci spostiamo? Che magari vediamo se andate meglio a vederci. Dietro, dove ci sono gli attrezzi. Sì, sì, Antonio puoi lasciare, sì, sì. Mi raccomando, Antonio, perché Antonio è un altro di quelli come noi, come me, che non ha i peli sulla lingua, ma Valkyria è brava. Se lei ti accetta, sì, va, Antonio, dovete vedere voi. Quella è una decisione vostra, se comunicare o no in privato. Anima, allora, che facciamo? Stiamo qua o ci spostiamo? No, no, è in casa vostra, qui parlo. Avete visto degli orchi passare qua? Io no ancora, non mi sembra. Bloccato, dobbiamo spostarci. Sì, ci spostiamo allora, dai. Lasciamo tutto qua però. Sì. Esatto. Lasciamo tutto qua. Se andiamo male torniamo qua. Ok. Era finita. Se proprio dovessimo andare male ritorniamo qua. La candelina che la lasceremo lì. Metto via gli apparecchi un attimo, Rosy.
Questi che sono quelli più delicati qua. Il 2K2 può andare dentro qua. La cassa ce l'ho io. No, no, la passa mettila qui, Rosy, perché devo stare vicino ai telefoni della diretta. Allora questa la mettiamo qua, vedi? Giusto. Qua. Più che altro per loro, perché se ci spostiamo devono sentire quello che ci dicono. Sì, non sarà uguale, però perlomeno la sentono, vedi? Allora, Perché quando ci parlate noi ci spostiamo, la tengo sotto il telefono, così la sentono. Ci sta nel tuo zaino per caso quella lì? Sì. Questo che tengo lì? Aspetta. Aspetta un attimo. Qualcosa di... Ecco, qualcosa di... Parla. Sì, adesso la parla. Allora, forse volevano che ci spostassimo. A posto. Adesso ci spostiamo, cari miei. Abbiamo capito. Andiamo a vedere se troviamo una zona. Proviamo ad andare sul terzo piano. Allora ci spostiamo, volete? Ma potremmo fare il terzo piano? Non mi ricordo. Ecco, sono contenti. Tutti Sì. contenti. Tutti, tranne me. Che le scale, Dammi. l'amore, ragazzi. La scala. Piano. Però questa era la stanza che non si poteva, era. Sì. No, è come giù però, mi pare, quindi se qua è che venivo anche a prendere della roba. O qua. Ma che stofego qua. Fare Che affa, ragazzi. il tetto. Qui è piena. Va bene qua. Qua sembra ci sia un po' Ragazzi, meno. siamo sotto il tetto, guardate come facevano quelle travi una volta. Guardate. Di là no, perché c'è il tetto mezzo caduto, no? No. Infatti sono vita, ma... Veramente Qui mi si fanno può. stancare oggi però, sono Muoia. esausta. Va bene ragazzi, qua. Qui prende Sembra bene. che ci sia connessione qua. Basta che non mi sappi mia toppi da tetto. Speriamo. Cos'era sto qua? Telarine? O carcasse? La occiola, guarda. Ma guarda il buco là. È un buco, vero? Sì, occhio. Qua sembra, guarda, senti in questo faro qua. Qua io non metto gli strumenti là, ragazzi, perché guardate lì. No. Qua centrale. Io non posso andare più intanto in là, perché vedete là, prima all'inizio dove c'è il mattone per terra, se guardate c'è un buco. Non vado là, mi dispiace ragazzi, ma non vado là. Cioè lì, perché in linea d'aria il buco è lì. Ok? Quindi ci mettiamo qua. Di sicuro qua qualcuno ci dormiva. Sì. Senza tetto. Ci mettiamo qua. Funziona Rosy la spirit box? Sì, è collegato. Ok. E là che c'è? Dopo ci arriviamo, Momo, con calma. Ho fatto le scale, ma guardate che qua sotto tetto c'è da morire. Hai visto che c'era un numero? Guarda. Sì, anche giù ho visto. Guardate. Ci sono dei numeri Quello sulle... della stanza, sì. Numero 22. Allora erano stanze di che cosa? Cioè, Beh, perché devono essere numerate stanze? Non l'ho capita. forse te la servi tu, ma non penso, mansarda. No. Questa è la mansarda. Oddio, la servitù poteva essere mansarda probabilmente. No, perché sennò doveva passare in casa di loro. Ah, dei signori, giusto? Eh. Sembra che non ci sia un'altra entrata, ma no, non c'è. Allora, anime, siamo su, visto? E qui prende bene, Sì, sembra. sì. Fino al mio prende. Oi, ragazzi. Eccoci qui, siamo su. Come Non posso volevate. mettere gli apparecchi là in fondo, ragazzi, perché c'è il tetto, il pavimento un po' pericolante. C'è Vuoi metterli un qua, buco del sì? genere così là nell'angolo là, Vuoi metterli qua? dove c'è la edera. No. Qui direi è il caso della serpente. È un... Dillo bene. Que tengan Ciao Emmo. Parla Beh, italiano. è la prima persona che mi chiama per cognome. Strano. Lo dici, anima? Allora, se volete mi mettete segui, eh? Potrebbe essere stato tipo un agriturismo, ma... Può strano. Sembra strano però, eh.
tratta la morfologia della casa. Sì, come agriturismo sembra strano. Ma quello là cos'era praticamente? Non ho capito. Anche. Ha detto anche l'anima. Allora, Allora? Volevano Forse una casa albergo, diceva, Ah, dice Cati, potrebbe essere anche. stata. Infatti l'anima ha detto anche. Comunque di giornali e libri sono pressoché Ma che tutti cavolo era quello agricoli. là? Un portacatino era, sì. Ah? le sue prove Un portacatino e due portacatini. No, però se Riviste. dici, loro non capiscono niente. Era un Ah, portacatini o no quello era là? un portacatini, sembra, sì. Di Anche quelli quello per vecchi. lavarsi la mattina. Sì, Per lavarsi la probabilmente mattina. sopra mettevano la cosa. Ci sono i fori per i contenitori per mettere l'acqua Io per non vedo lavarsi. nessuno in cam, ho sentito un leggero parlucchiare fuori Spirit Box. Guardavo dal telefono però non Scorsa. Scorsa. Oi, oi, oi. Sì che vi leggiamo. Siamo qua che vi leggiamo e cerchiamo di prendere fiato, ragazzi. Ma che si sono presi Perché è dal barriera tosta. quella? Mm. Quella l'hanno portata qua. Sì, sì, probabilmente sì. So dove la mettevano, ma... Tipo locanda, perché sto bevendo un goccio d'acqua, ragazzi. Tipo locanda, dicevano, tipo, stanno dicendo qua, tipo locanda con poche stanze. Sto pendolando. Oh mamma. da 5. Le 5. Non è le 5. No, le 5 sono da parte. Esatto. Allora, qua 13:46. il ciaccolo, dai. Allora? Gli avete fatto falsa scala per niente? Oh, sì? Ma anche no. Cioè, avete capito? Ha detto sì. Siete tremendi, ma ve lo dico Siete sinceramente. in 5 qua. Siete in 5? Ve lo richiedo. È quella che sì. È quella che sì. Oh, bello, guardate qua. Guardate cosa ho trovato. Lorenzo De Medici. Lorenzo De Medici. Guardate. Si è mosso qualcosa là. Hai sentito, Rosy? Sì, sì. Non andare troppo in là, Rosy. No, 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 guardavo. No, perché è un riccio. Cos'era quella roba là, Rosy? Quella dietro là con i ferri, dietro dai cerchi? Una coppa. Una coppa? Un'altra. Sì, una coppa. E qui ci sono anche delle coppe, ragazzi. Podistiche. Podistiche, quindi ippo. No, podistiche no, era quella... C'è scritto corsa podistica? È podistica, non è quella a piedi, quello lì. Camminata tra le risale. Ah, ecco, camminata. Podistica. Podistica, no? Chi ha fatto podistica? Ah, ma se loro sostengono bene, se no io tra 20 minuti chiudo la live e continuo il video e basta. Io lo dico chiaramente, mi dispiace, ma anche no, perché io oggi sono qua al caldo e sto facendo fatica con l'operazione che ho avuto. Cos'è quella? Una pallottola? Fa vedere. È una... Polveri senza fumo. Ce eh. ne sono parecchi ai cacciatori. Allora, questa è una cosa dei cacciatori. Per cui, cosa buttiamo lì? Questo è un Ci sono anche dei anti... negativi, guarda. Ci sono dei negativi, ragazzi. Così. Non è una piscina, cos'è? Non vedo, aspetta che mi metto contro il cestino sopra. È una piscina? Sì, sembra una piscina. Foto di una piscina.
Posso farla vedere in camera? Ah, guardate cosa ho trovato, forte. No, vabbè, dai. Guardate cosa abbiamo trovato, aspettate. Blues, una cassetta con cose di blues, di musica blues. Tra l'altro neanche disfatta, guarda. Wow, sì, sì. E ovviamente sarà tutto in polvere. No, è un ragno. Dai. Sembra Un ragno è poco. C'è qualcos'altro? Noi stiamo perlustrando, ragazzi, un attimo che guardiamo. Ma qui qualcuno faceva raccolta di queste robe, così. Così raccolta di queste robe. Figurine, robe. Carlo Pisacane. Ci sono un sacco di pallottole. Sono due le pallottole, andate a caccia. Guardate. Questo era Carlo Pisacane. Tu sei per impedire. Presentati tu a me. Siete stati voi a dire di venire su, ragazzi. C'hanno tutte queste cose qua, hai visto, ritagliate. Hai fatto caso, Rosy? Porta foto. Ma vedi qua però. Tutte È queste su? locandine è su. Sì, ma siamo su, sì. Oh, sì. noi più su di così non possiamo andare, io te lo dico. Un vecchio calendarietto. Un'agendina vecchia. È la tua? È la tua anima? Ma qualcuno qua studiava queste cose comunque, Ce l'ha dietro. Dietro cosa? L'orso bruno. E che mi faresti? Che mi farei? Te cosa ti faresti? Che mi farei? Sei diventato... È l'unico. Cosa è l'unico? Gelido. Gelido. Attenzione che gelido sono... Guarda, hanno fatto una festa. Guarda. Un'agendina, sì, l'ho fatta vedere in camera, un'agenda degli anni 70. No, bisogna farla vedere anche qua però. Sì, sì, ho fatto vedere. Ah, ok. Gianni, prima che facessi io. Qua Ci sono davanti, delle vedi, foto. questa è la casa e stanno facendo i fuochi d'artificio qui davanti. Quindi ci dovrebbe essere... Sì, Prova a tornare indietro con le foto, c'è qualcos'altro, solo sono fuochi. queste, fuochi. Prova a tirare Guarda fuori. che belle. Hanno fatto dei fuochi d'artificio. Beh, allora erano... E qua è davanti, Prova a no? tirare fuori questa un attimo, vediamo se si tira... Perché si vede meglio. Eccola. Ragazzi, aspettate. Stanno vedendo cosa La casa. La vedete? È la casa con i fuochi artifici hanno fatto. Mostriamo anche qua. Siamo a foto, Avete visto? Guardiamo anche quello, ma guardiamo ragazzi anche di farvi vedere dei referti. È buttata lì intanto che... La pace, documenti, diario, questo Santa Madre, 17 dicembre 71. Questa è un'agendina, comunque la lasciamo qua. Noi le lasciamo qua le cose, non le portiamo via. Oi ragazzi, hai trovato qualcos'altro di lì, Rosy? Cosa c'è? Ah, il prete! Ha trovato il prete che si chiama anche Monega. Chissà che si... C'è una ragazza qui. C'è l'anima di una... Rispondimi, c'è l'anima di una ragazza? Nostre. Nostre, lo so che sono... No, a parte che nessuno è di nessuno. C'è una ragazza qui? Sì o no? No. Sì? Io dico quello che sta dicendo, Wow, Fermatele. Oddio! sono giocattoli, cosa sono queste? Guarda. Sì.
Sono piedini di una bambola, di qualcosa, vedete? Facciamo vedere anche qui. E tra l'altro vi faccio vedere una cosa, aspettate. Erano due, ah no, così. Guardate che bellini. Bellini da vedere. Poi li lasciamo qua. Ma quindi allora c'era pieno di giocattoli perché c'erano tanti bambini probabilmente. Ho ragione, c'erano tanti bambini. Ancora fatto. C'è un astuccio. Perchio. Guarda, per la colazione. Allora, forse era vero che era... No, tipo... Questo che cos'è? Quanta foto? Sempre Esatto. quelle di prima. Ah, ma c'è un altro là allora, è la terra, Ah. guardala in fondo. Una volta, no? Forse. Questo no. No, guarda. Vangelo secondo Giovanni questo. Guarda, per la colazione, vitamine. Ah, guardate un po'. Colazione di una volta. Vitamine. Vero, vero. Ascoltami, ma quello là arancio che è un portafoto, c'ha foto dentro. Dietro al polistirolo lì. No, questo. Mm. No, E c'è una cosa blu, coperchio di cos'è? Un coperchio? Quello sulla scatola, quel sul cassetto qua. questo, ah no, non si può vedere che c'è il nome del posto. È una gara trattoristica, però c'è il nome del paese. Quindi non farlo vedere. No, ma ascoltami, non è... Ah, che non è... Guardami. Non può essere qua. Ah sì, Questo- è vicino, eh? Ah, è vicino. Eh sì, 3 chilometri. No, allora niente da fare. No, perché... No, perché se poi dobbiamo tornare non se ne parla a far vedere. Esatto. Beh, qui altro non c'è, ci spostiamo. Spostiamo? Proviamo ad andare giù, Rosy. Prendi la roba, proviamo ad andare giù. Un uomo e una donna. Vabbè, niente. Proviamo ad andare giù, aspettiamo la Rosy con le robe. E qua hanno chiacchierato, dai. Qui c'era una cisterna per l'acqua, vedete? C'erano anche i tubi per terra, vedete? Quelli erano i tubi che passavano. Pronta? Lili, no, non sappiamo la storia, la stiamo scoprendo come voi. Perché non si sa. Ce n'è molto da vedere qua, eh. Stiamo cercando di capirne, ma non è facile. Guardate là che buchi. E qua. Noi qui non ci andiamo. No, 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 no. Non ci pensiamo proprio. Noi andiamo giù. Va bene, ad Avigiana. Quindi attenzione alla linea che potrebbe mancare. Vabbè, un altro, chi è questo? Sembra quelle figurine là. Ah, infatti. No, era la colta. Andiamo. Una bella impolverata l'abbiamo presa qua, quello sicuro. Adesso proviamo ad andare giù, ragazzi, qui dovevamo prima. Abbiate pazienza per la linea, perché non sappiamo com'è giù. E proviamo, ma se dovesse continuare così ci fermiamo in questa casa, andiamo altra. Va bene, Rosy? Sì, Sembra- certo. Dove prendere Eh. e dove ci sono le anime soprattutto. Perché qua, comunque qua qualcosa ha fatto. Ha Però detto che piacere, qualcosa. che piacere mansarda. Ecco i vostri amici. Errore. Ecco. No, errore. Quindi qua vuol dire che loro non sentono bene. Cioè non possono vedere bene. È bloccato. Niente qua. Si blocca. No, non c'è niente. Ascolta, proviamo a uscire e andare da tutt'altra Sì, parte, sì, dai, sì. perché... Proviamo. guarda il coso, il box. Facciamo vedere il box un attimo. Lì. Rosy, niente, usciamo e ce ne andiamo dall'altra parte, da un'altra. Però ovviamente schiuriamo un attimo tutto. Giusto? Oh yes, ci proviamo. No, dobbiamo scurire qua. Rosy, qui non prende, dobbiamo uscire. E qui non prende. Abbiamo provato un'ora. Però. Allora, qui non prende. Andiamo bene. E qui non prende, giusto? No. Qui prende un po'.
Ragazzi, guardate che noi adesso non vedremo niente Le torri sono là. perché dobbiamo andare su una torre. È di lì che si Lì passa ho per visto che è andare. aperto, non ci sono mai andata per... Ma non è la torre quella lì. Vediamo. Stiamo provando a vedere per voi, un attimo. No. No? Quindi la torre da che parte è là? No, è la torre, sì, la torre. Oi, oi, oi. Dai, dammi il piede di stallo. È la torre. No, dicevo te, dicevo loro. È la torre, sì, sì. Adesso qua, Rosy, abbiamo anche... È aperta. Andiamo sulla torre. Da sola no? No, da sola ci sono io. Ma ce ne sono due, giusto? Sì. Io di là non ci sono andata, se non ricordo. Dobbiamo andare qua perché si sta scorrendo lo schermo, non vedo se mi dicono che si vede o no. Ma là c'è un campanile anche. No, ma sarà... No, Una torre qua. sono al mio cellulare. Una torre qua. Andiamo a vedere questa. C'è un'altra parte di casa. Però mi sa che è più accessibile quella là, Rosy. Sì. È più accessibile quella là. Ah, questo attrezzo io volevo far vedere. Perché questa è tanta roba. Questo attrezzo. Guardate. Oh, qui c'è qualcuno che... Vedi la linea combinata? Sì, l'ho vista da far deposito legno. Esatto. Di là c'è tutto il roviglio, vero? No, bisogna entrare di là per forza. E quello lì è tutto il roviglio, no? Sì. Devo vedere. È aperta, ma c'è tutti i rovi. No, no, non conviene la cosa lì, se si deve spinarsi dell'altra. Andiamo all'altra. Andiamo all'altra. Beh, se si perdono un po' di live c'hanno il video. Il video che è? E sta andando il video. Non so come farò. Aspetta che siccome che dobbiamo... Guarda, noi eravamo lì. Ma siccome che dobbiamo andare su, ho accorciato le distanze del bastone, del treppiedi. Là? No, là non c'è niente. Semmai quell'altro, no? O quella lì, ma quella lì è... Stalla. Ah, Non ho visto i animali. infatti, profumo di fiori, ma qui è normale. Questa cos'è? Dove siamo entrati? A sinistra? No, questa no, dritta. Degli attrezzi mi sembra ci siano a ricordo. Ah, ok, tanto dobbiamo passare di qua, Rosy. Qua, Da qua, da qua. Da qua. Adesso andare su lì. Però come sarà messa? Io provo ad andare... questa qua dove Da. sì. Oppure la metto in fondo. Io provo, però Prova. torno indietro se non la faccio. Ci sono dei cantatori anche un po' nuovi qua, comunque. Sì, ma qui infatti faccio vedere qua un attimo. No, ragazzi, era una cantina questa. Guardate che non sto vedendo, non sto leggendo niente, un attimo. Com'è, Rosy? Sì, si può entrare, però non si sale. Allora è inutile. È tutto correlato. La parte sinistra. Quindi scale non ce n'è. Ma va avanti sotto? Ma sotto va avanti o è solo quella entrata lì? Solo qua la base. No, allora andiamo. Tieni qua, Rosy. Sì, anima, arrivo. Niente, non ne vale la pena, ragazzi. Nelle torri non c'è accesso. Per far che l'altra bisogna venire con altra roba per tirare via un po' di boscaglia. Sì. Senta. E non si sa se ci sono le scale buone là. Esatto. Qua hai visto? Sì, sì, ho già guardato in Isla. Allora, aspetta che no, accorciamo il bastone e andiamo fuori di qua, va. Quanto o di qua o di là, sempre di quello. Aspetta che poi parlava poco. Quella è un'altra casa o è la stalla? Perché di là c'è la stalla. Un'altra casa dove si possono sinistra. Ma di là non si trova meglio. Dov'è? Cioè, guardate qua, in nulla ci sono tutte case, guardate. Questa è un'altra. Sì. Andiamo a vedere. Boh, andiamo a vedere. Gironzoliamo. Guarda.
cadono a... ma questa è una despendance piccola, mi sa, non arriva, vero? una stanzina chiusa. Niente. Ci ragioniamo intorno a questo, guardate quante ce ne sono qua. Cioè, aveva detto la Rosy che è grosso. Ma puttei, ma che ragnatela! Anche se che il ragno grosso, Rosy, è un rischio. Noi dobbiamo ricattare un bastone. E questo è solo qua, però. Vieni con me. Sì, Rosy. Qui ci sono altri trattori. Sotto con motori smontati qua. Qua bagni, boh, cosa? Sì, qualcosa di diverso, ma non che. Nulla di che. Mi pare che sia come un villaggio abbandonato. No, ma sai cos'è questo qua? Non sono le susine queste, cos'è? Sembra più una di coppia. Ah, nienderia ancora. La di coppia in Rio, prossima indagine. Neanche a ficchi. Ah, niente. Torniamo a Rio. Questa era la casa con le torri, ma purtroppo ragazzi non si può. Peccato. Ah, guardate che non vedo lo schermo, è tutto nero. Fuori all'aperto purtroppo con la luce me lo fa. Poi è così. Caldo? Puttei. No, qui non c'è niente. Certo che fuori non sono per bellezza. E qui non c'è niente comunque, più di tanto. Sì. Ma quel sì non mi convince, sembra un po' come buttarci dentro qualcosa. Si viene a venire nervoso. Molto loquaci proprio. Devo tagliare giù di qua, andiamo a vedere quella là. Cioè loro ascoltano tutto. E questa sono un coso, vedi? Questa ragazzi non è niente di che. Una stalla. Invece di là viene un'altra. Case. Però è troppo fortunato. No, ma non è quello, dobbiamo vedere solo se c'è un'entrata o qualcosa. Di qua no, non c'è niente da qua. Non fate i furbi con noi. Pensate questi? Sì. C'è un'altra... Vincola, però no, aspetta, vincola ha detto. Ho capito adesso. Vincola. Non fa falle. Tutte stalle queste ragazzi. Sì. Finiscila. Tanto so già che sei qua. Rompiscatole. So già che sei scasso a Vaia, te l'ho detto anche chi sei. Inutile che provi il colpo. Sì, vabbè. Tanto lo sappiamo come fai. Guardate. Questa era una stalla. Poi io non vedo niente perché col sole si scruisce lo schermo. Devo aspettare. Sì. Ai. Fa morire ancora. Sì. Com'è? Dov'è? Non lo so, dimmi tu dov'è. La tua moglie. Era tua moglie? Io non sono. Guarda, io sono etero, per favore. Non scherziamo. Non prendere in giro. Non prenditi in giro, per favore. Stupidote. Oggi sono di nuovo. Allora, divieto di caccia. Noi non andiamo a caccia, quindi problemi non ne ha. Le macchine gliela. No. Non tu. Oh, Il pubblico sempre. la fermo da qua. Sì. Uffa. È dura. Occhio. Invece No, c'è il fossato. Esatto, poi lì non c'era niente. E neanche lì Rosy. Oh, ma hai capito tutto. Sì, non c'è niente. Via. Di là all'entrata c'è la... Era la villa l'unica. Sì. Questa no. Oi. Oi ragazzi. Allora direi di finirla qua. Cioè la chiudiamo qui. Aspetta un attimo, sta qui all'ombra un attimo. C'è per un attimo da fia perché potei. Va bene tutto ragazzi, ma io sono stanca. Usei. Sempre usei. Ah. Sì. Mi basta che ne veniva mia qua da noi altri non di su, beh, mia era. Anche di frutta marcia stanno cadendo a pezzi quelle piante qua.
Tutto di marcio. Pronto? C'è tutto di marcio da qua da te. Che è tutto di marcio qua da te. Devi curare di più il giardino, sai. Esatto. L'anima- La prossima volta che veniamo, facci trovare la frutta matura. Guardate che non abbiamo chiuso la sessione ancora, perché stiamo girando sempre nel loro territorio qua dentro. Questa è tutta zona loro era, quindi hai capito? Bisogna dirlo Rosy questo, che noi non abbiamo chiuso per quello la sessione ancora. Infatti ho ancora la spirit box aperta. Oh, 5 minuti qua. Che sinceramente che è da morire a camminare tutto. No, vedi che sulla torre c'era una finestrina. Lo Peccato so. per le scale. E magari quella di là è uguale, quindi magari tagliamo tutta, per niente. Infatti. No, grazie. No, c'è troppo qua. Al massimo che vanno dentro è la villa. Vengono accolti. Non ascolti, non accogli. Cosa hai detto? Ripeti? Questa è la canaletta, vedi che passava l'acqua. Cos'è che hai detto? No. Chi è? Chi è? Siamo noi. Chi è? Tu chi sei? Noi siamo noi. Dobbiamo andarcene avanti un pezzo che lì c'è l'ombra anche lì. Arriva. Arriva. Dove arriva? Arriva. Se avessi capito dove arriva. Non posso leggervi ragazzi perché lo schermo è nero. Io ogni tanto lo dico. Ma con quella pellicola qua non so come mai. Quando c'è solo diventa nero lo schermo. Va. No, allora dobbiamo andare di là. Altra tappa ragazzi perché qua c'è il sole che cuoce. E non abbiamo voglia di cuocere. Anche l'altro, vedi, si sta scurendo. Come manca il fiaera. Troppo sole. Quando c'è caldo piove. Esatto. Oh che caldo piove. Tutto. Dappertutto, ha detto. Sì, sì. C'è caldo dappertutto, è vero, anime. Qua amavano i fichi comunque, perché guarda, amavano i fichi. Sì. Ah, bello, allora facciamo una passeggiata, comunichiamo così con voi? Loro sono Per noi è meno fatica, La sua età. alla sua età. Sì, c'ho la mia età. sono più vecchia io, ma che cavolo dici? Dove buttoni? Oh, veniva da là. No, Mercato finanziario. Ma non lo senti, la scuola che lo fa. rana, no? Ah, è la rana Cro, urlatrice cro. praticamente. Sì, Ah, cro. ok. Senti, cro. E non me ne intendo di rane, io La sono andata a stessa. vedere quelle piccole o i rospetti. Cro. Però l'ho vista nel documentario la rana urlatrice, quella sì. Ma di persona non ho mai... Cra, cra, cra. Ti sto rispondendo la Ma rana. pure la rana mi risponde. No, non ci credo, cara, cara, cara di nuovo. Ma vuoi comunicare con me, rana? Pure gli animali. Ho detto. Veramente fame. Anche le rane. Ragazzi, vediamo se troviamo un'altra entrata qua dall'altra casa, da un'altra casa, se no chiudiamo. Perché foglie tribulare non ne ho. Però rientriamo là col video perché là non va e io devo andare avanti col video anche sotto però. Per fare Sì, una nel bella caso dove cosa, sì. Perché voglio fare una cosa fatta bene, cioè, visto la distanza, la casa è grossa. Purtroppo se non prende in alcuni punti la internet non è colpa nostra. Abbiamo 2 operatori, là sotto proprio non prende io ho niente. Vodafone, tu hai l'altra, quindi voglio dire, Non prende niente. cioè più di quella, c'hai i muri schermati perché sono muri grossi. E c'è tanto che siamo riusciti prima di sopra. Sopra prendeva Mansano. Noi dobbiamo stare attenti alle zone per scuola, zone viper anche, vero? Perché anche agli animali che non i miei associevoli. Era venuto un po' di fischio per respirare. No?
Andiamo avanti. Che calore! Sto morendo, ragazzi. Al caldo. Poi vestite di nero, Nero tira. attireremo ancora di più. Belle campanelline. È faticante qua, ragazzi. Faticoso. La casa è questa. Ci stiamo andando incontro di nuovo perché vogliono vedere. Rosy, proviamo qua sotto perché a me sta stalla ispira, non so perché, ma qui c'è l'ombra e potrebbe essere successo anche qualcosa qui intorno, non è detto. Senti che piglio che ha fatto. Anime, so che non è il posto migliore, ma volete provare a comunicare qua? Sì? E qua Rosy sta anche fresco anche qua, Infatti. E in più che vede meglio anche lui. Esatto. Pure le palle di fino. Pensa a te. Ma probabilmente perché il proprietario sta facendo ancora quello, o il proprietario è qualcuno che ne fa le veci, probabile. Va bene ragazzi, noi proviamo anche qua. Perché guardate che di là in linea d'aria c'è la casa. Di là. E queste erano le loro stalle. Vi dico già che quindi erano benestanti, Mamma, guarda quanto è residuo, guarda. Guarda dentro la terra. È melma ferma, E lì veniva trasportato sotto il letame, fuori, praticamente. Rosy, ma questo è in cemento? Sì. Beh, io non ci vado dentro adesso. Ah, guarda la ruota del mulino. L'abbiamo scartata, ma è bella da vedere, cavoli. Guardate. Questa, se non erro, era una ruota del mulino. Guardate. Oh, sono io, scusa. Bella, bella però. Anche la ruota del mulino, fatta in legno. Cavoli. Eh sì, o del mulino oppure essendo in legno, quella della farina, del grano, no? Una volta col vento veniva trasportato e poi veniva messo in una mugnaia, no? È bella comunque. Mm. Si conserva perché qua sotto, altrimenti con l'acqua. Guardate com'era fatta tutta a lisca, a cosa di lisca di pesce. Anche nei lettori c'era questo soffitto crollato, la scala. Proprio era così. A lisca di pesce, guardate. Adesso qua sembra che prenda di nuovo luce il monitor, vediamo. Vi lascio di qua. C'è una macchina, Rosy. Un trattore in campo. Oddio, spero che non voglia mia da là dopo, era. Ma no, non vengono, non possono entrare qua. No, ma dico di là, vicino a quel campo che abbiamo camminato. No, perché c'è le piantine piccole, non può essere. Stiamo prendendo un attimo fiato, ragazzi. Perché oggi saranno più di 30 gradi. È caldo, molto, molto Sì. acqua, più che altro umido. Umido e affa, ragazzi. Porti pazienza un attimo, ma c'è da morire. Adesso mi si sta schiarendo lo schermo. Appena è chiaro vi leggo. Ciao Luciana, ciao a tutti. Adesso vi inizio a leggere. Oh, Rosy. Ho fatica. Io col polmone operato, ragazzi, dietro sinistro fa fatica. Col caldo. Dovete avere tanta pazienza. Come 2 ruote erano Rosy, guarda. Facciamogliele vedere però, perché sono veramente belle. Qua non ne vedi più, è raro vederle. Fatte in legno. Guardate. Guardate che belle. Sento fiacca io. Rosy, però se rispondi ai commenti guarda che si disattiva la... No, sono Ok. perché Brava. si era spento, cioè, Ancora? si era spento l'audio. Ascolta, c'era una casa di là, vero No, anche? ma hanno spento l'audio. No, ho capito quello, ma c'era una casa di là, se non sbaglio, vero ancora? In linea d'aria? Quella là? Ma che sia una casa, Rosy? Cosa? Mi viene forti dubbi che sia una casa quella là. Sembra una capanna dal tetto. Che cosa caro sopra Ethernet? Non può essere una casa con gli eterni. Tipo per gli animali. Sì, sì, c'ha i finestroni. Ma quante stalle avevano qua? Quella là è fuori in strada, vero Rosy? Cosa? Quella là. Sì, sì, ce n'è una abbandonata ma che dà proprio sulla strada. Andiamo a vedere se da dietro si entra. Sì, però aspettiamo un attimo perché io se no... C'è sulla... che
praticamente sulla strada? Camminare sul bordo strada? No, no, da qua. Mm. Volevo vedere se c'è un'apertura dietro, capito? Però è la casa da sulla strada. Allora, un attimo, L'ho ragazzi, vista l'altra volta ancora. che vi faccio vedere, inizio a far fatica. Inizio a far fatica, stanca. Ha dei posti. Loro ci marciano su queste cose. C'ho le Veneto. Io sono stanca. Le Veneto c'ho. Devo aspettare un attimo ai miei tempi perché quel che passa, Tranquilla. fare passi sotto il sole per me è micidiale. Scusatemi ragazzi, prendo un attimo di stand by perché sennò... Ciao Silas. Silas. Io sono... Entro. È dura qua. C'è affa. Gli unici posti sono questi qua sotto all'ombra, ragazzi. Gli unici rosi. Sì, sì. Fuori il sole c'è caldo. No, no, ragazzi, c'è da svenire a terra. Ma è qua vicino a te. Via, via, via. Via, 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 via. Andiamo. Hai lo zaino a spalle. Contadini. Mm. Andiamo. Sentite. Aspettate che accorcio immediatamente. Andiamo. C'è il contadino. Proprio adesso arriva il trattore col contadino. Devi lavorare, eh? E noi dobbiamo girare. Eh. Ma siamo fuori. Però il vento qua può darsi, eh. Aspetta. È nel campo. Aspettate ragazzi. Noi, Lì è caldo per il lavorare. posto più sicuro è là dentro la villa. Lì è caldo per lavorare nei campi. No, iniziano alle 2:30, alle 3 in genere. È per lontano, era? 2:20. Oh, mi sembra lontano, Si giusto? sposta. C'è una macchina, un furgoncino che è No, ma c'è la passato. strada perché... Ah, magari il trattore che passa sulla strada, ecco Ah, perché. Ah, fa un bagno. Torniamo dentro. Scusate, ma bisogna stare attenti. Perché Sì, non ma lo sanno, sarebbe- chi fa queste cose lo sa. Non sarebbe... Non sarebbe da stare fuori al caldo. È caldo perché si muore. Quindi, Fate vedere quei bei visi, che belle statue. Si vedono Ah, molte cose ecco. che sono- ah no, Ma che belli. Guarda quello, sembra molto rosetto. mm, Bellissimo. sembra Bacco. Bacco. Mi somiglia. Quel del ritratto che ho fatto io per illusione ottica. Torniamo dentro ragazzi perché c'è troppo caldo. Mi dispiace ma che massa caldo. Aia, ho preso il crampo al piede. Pure la ref si è accesa. Madonna santa. Pensa che prima mi ha spento... Come fa nome? Prima mi ha spento il volume dell'animale. No, stiamo qua ancora un po'. Però ce ne andiamo al fresco. No ragazzi. Mi è da morire. Adesso vedete se riuscite a vedere un attimo in fretta perché come entriamo cala la linea. Che sul muscolo stirato un po'. Eccolo qua. Basta, Ero. Andiamo di là. Guarda, ma questa è un'altra. Poi quella. Chi è che l'ha portata? Oh signor. Siamo sicuri? Il video è stato sempre acceso, quindi noi non l'abbiamo presa su. Sono due o... Ma no, ma la sedia non l'hai messa tu avanti così, vero? No. Ragazzi, riuscite a vedere? Stiamo per... La sedia era là. E noi ne contavamo una. Andiamo su a vedere Rosy subito. Se c'è l'altra pantera rosa, perché? Ma comunque noi ne abbiamo vista una. Io ne ho vista una, ma... Non ce n'erano due. No. No, ma il video è tutto documentato, noi non siamo scese senza telecamere. Quindi, ragazzi, è pazzesco. La sedia, dopo riguardiamo il video, ma non era in mezzo lì la sedia. No, e non c'era neanche la pantera rosa. No, adesso sono curiosa, Rosy. O che qui c'è qualcuno. Esatto. Non c'è? C'è qualcuno? Ragazzi, non c'è più la pantera rosa.
Mamma mia. Cioè, ragazzi, io spero che voi abbiate visto. Ma quella bandiera rosa non può camminare. Scusate, ma non sono abituata alle storie di genere. Scusate se rido, ma la pantera rosa non può camminare. No, Cristo. Mi devo sedere. Vieni sediti qua all'inizio perché... Ragazzi, è sparita, è andata giù. No, ma adesso avete visto tutti, no? Noi siamo scesi coi telefoni in mano, io e lei. Non abbiamo toccato niente. Avete visto? Vi ho portato con noi col telefonino, no? Un attimo, ragazzi. Buon Natale, Padania. Cioè, guardate Rosy. Scusate, no, non sono abituata. Però l'elicottero non si è mosso. Scusami, mi vai a prendere la bandiera? Ci vado io, dai. No, ma ascoltate. Guarda, è 2 mesi, cioè... Mettiti nei miei panni, sono solo 2 mesi. Cioè non è Dico, una- no, a me mi viene da ridere, a pisciarmi addosso da ridere, perché chi è che l'ha portata giù che noi... Oh, per fortuna che abbiamo il video. Cioè, abbiamo... Sono i piedini che abbiamo trovato sui piedini del Babbo Natale, le scarpine. Esatto. Adesso io mi sto emozionando. No, ma che sei in un loop? Se la sono presa, vero, una portata giù. No, ma poi la sedia più avanti... Cioè, ma avete visto come stava la pantera? Con il braccetto sul gomito della sedia. Volevano che stessi là. Come dire, sono qua. Non ho parole. Cati, un attimo, perché non sappiamo come fare. Mi sto emozionando. No, adesso tu stai qui un attimo, io vado a ripigliare quella pantera e la rimetto lì. No, Sì, vogliono che sia lì. no, devi venire su la pantera, con noi. Ah, porco Dio, tu guardami dalle scale qua per piacere. Mi sto sentendo male. Guarda, piano, respira. Scusami. Ti dico, tu sai che ho detto, può capitare di tutto, quindi Lo so, però... riprenditi subito. Sì, no, perché sono con te, perché sono... Appunto, allora riprenditi subito. Ci ho messo a ridere perché non è possibile. Ma tu sei Moira. Però io adesso lasciare i telefoni io. Sì, questi qua. Non è possibile. Niente, stai attento, penso i telefoni un attimo e andiamo giù insieme. Anzi, così facciamo vedere che adesso sotto la portiamo di sopra di nuovo, giusto? Scusati voi. No, tranquilla. Ragazzi, scusate, 5 minuti, vi portiamo. Sì, si muove un po' il lampadario, ma non che mi aria. No. È incredibile, ragazzi, cioè da profana vi dico No, ma noi è bello che siamo passate come se niente fosse. Allora, ragazzi, Poi arriva Rosy e fa, cioè mi guarda e fa, ma la pantera non era di sopra? E lui mi ha detto, a meno che ce ne sono 2. allora, ragazzi, Moira è Moira, ma io non sono spaventata perché sono con Moira, perché ho scelto bene. Però perché l'uccello ancora lì, ma sa madre non poteva scendere? Loro, secondo me, secondo noi, volevano la pantera rosa che stesse giù. Quello è il suo posto, capito? Ma noi la andiamo a riprendere, la rimettiamo lì. Però ci stiamo ragionando sopra. Delle anime hanno preso la pantera. Insomma, qui non c'è nessuno, ragazzi. Sono persone. No, ma poi anche la sedia in Bimini è più Poi avanti. venendo su ci hanno fatto cadere anche il Babbo Natale. Ascolta, ma la sedia in Bimini non era così lì, avanti. l'hanno messa loro lì. Fanno gli scherzetti. E mi avevano spento anche l'audio qua. È acceso il Bluetooth? Perché ho i miei dubbi che te l'hanno spento. No, l'è accesa. È acceso. Anime, volete far morire la Anime, basta, era. Su. Ragazzi, io non Volevamo ho dei segnali, però loro ci stanno dando dei Io segnali. non ho il cuore della Rosy, però. La prossima volta... Della Rosy, della Moira forse. non ho... scusa, No, perché- sono fuori. Lei è in tilt, Io ragazzi. sono in tilt, però adesso lascio... Adesso, Anime, io vado a riprendere la pantera giù, ve la rimetto qua. Ok? Anche perché ve l'abbiamo trattata bene. Non mi pare che ve l'abbiamo trattata male, ok?
e rimetti in piedi Babbo Natale. Ora, Voglio pensarci tu, sai. cioè non è mai caduto. Che faccia che già. È un po' bruttino, io te lo dico. Mi ha attaccato anche il naso. Sei unica. Allora, perché l'elicottero è stato lì? E quella specie di imbalsamato lì è rimasto lì? E lasciali La lì. scarpa- Se vuoi che torni viva a casa, cioè... No, ragazzi, veramente. Allora, Che cacchio ti vedi? Moira! no, veramente, ragazzi, io non ci credo. Ma cosa ti ridi? Perché poi aspetto da una vita di vedere piccole cose che succedono. Anch'io quando sono nata ho chiesto alla mamma di farmi queste cose. Ma proprio con me. No, ma poi, Potete pure tacere. ti giuro, Comunicato. vado lontano chilometri e chilometri. L'unico era l'ex manicomio che mi sono riuscita a portare i risultati. Qua ne sto portando. Così. Comunque la pantera la vado a riprendere, non me la tolgo dalla testa perché la voglio qua. Sì, ma vado insieme a Moira. E questi qua? Intanto le mettiamo su Natalino qua, Babbo Natale. Dobbiamo riportarlo giù forse anche lui. Adesso vediamo se l'aria, perché io ho forti dubbi. Ma è possibile che sia l'aria che lo fa vedere? Potrebbe, guarda. E fatalità quando siamo venuti su lui? Quello può essere un caso. Sì. Sì, sì. È tutto... Mi stava facendo il rosso da lei veramente a vedere queste Ma cose. io avrei voluto vedere la pantera rosa per le scale, però... Volevo vedere anch'io. Io ero già a casa, io ero già a casa. Adesso non vi lamentate della linea perché adesso con questi risultati stiamo qua. Adesso ne dovrà essere sposta ancora la pantera. Finiscila di ridere, devo ripiarmi. Non mi porta più, Moi. Noi lampadari l'abbiamo visto. Sì. Io sto guardando quel Babbo Natale perché è tutto un fenomeno. Ma perché è proprio la pantera e non l'elicottero, quelle cose lì? Esatto. Insomma, ditemi una cosa, se è confermato o no. No, vento non ce n'è. Un po' appena appena d'arietta, ma appena appena, ma non una roba da poter muovere un Babbo Natale come quello o robe varie. Allora dovrebbe cadere anche l'elicottero, no? Se c'era aria. Lascia perdere, mi basta la pantera rosa per oggi. Tu sentissi le mie gambe? Voi non l'avete vista, ma era seduta sulla sedia e ci guardava in un modo. Cioè, E noi guardassi stupite, no? Come dire, ma la pantera non era di sopra, era nella carrozzina, ho detto. Ah, ma che siano due? no, non mi hanno tirato niente, ragazzi, vero Rosy, no? No. Hanno dimostrato... No, che manca altro che mi tira anche qualcosa addosso. No, a proposito, non tirateci niente. Non parlano più. Allora, questo non è possibile perché dovrebbe andare. È attaccata? Sì, provo a uscire e entrare. No, prova a schiacciare lì perché se non schiacci lì... No, ma questo è per registrare. No, ma anche per far Ah, andare. ok. No. Perché prima mi hanno spento il volume. È accesa la È spirit schiacciata, box. è schiacciata. Vabbè, aspettiamo. Senti il mio cuore. Tu Babbo Natale invece di stare in piedi, sta buona, tranquilla, tranquillizzati. Aspetta che provo a fare. Sì, va. È loro che non vogliono parlare. Non vogliono fare altro. No, non vogliono parlare, vogliono fare altro. Anime, io vado a riprendere la pantera giù, ve lo dico. Dimmi se va a prendere la pantera. Adesso quando andiamo attorno a pantera, spari la pantera, vedrai. No, veramente, allora io giuro me la faccio addosso a forza di ridere. Tu? Se hanno spostato la pantera anche giù, io sono curiosa. Se poi scopro che c'è qualcuno che fa la testa ai crauti a spostarci le cose per divertirsi, No. che non siano anime, Non è umano. allora veramente mi arrabbio, eh? No, non sono umani qua. E la pantera ha voluto andare giù, sulla sedia in bimini. Mo andiamo a prendere la pantera. No, veramente. Ma ascoltami, ma veramente la pantera giù, ma se poi... Taci.
Mi sa No, che è c'è. crollato qualcosa, hai sentito qualcosa, è crollato, sai. Andiamo via. No, andiamo via. Ok? Odio la pantera. Da portarla su. Sì, ma ragazzi sono Eh. generosi perché possiamo No, ma non è possibile. Andiamo a vedere la pantera. Com'è possibile che la pantera sia... Dai, vieni. la parola vieni. Dai, vieni. Queste gambe che non mi Dove tengono stai? su. Ce la faccio anche un po' da arrabbiata, guardate. C'è qualcuno. Vieni qua. Qualcuno che ti spiega. Ma come fa a essere la pantera qua? Non è Ma possibile. era girata di là, il viso. Sì, allora ci conviene effettivamente andare via se è crollato qualche tetto, perché Ma ragazzi comunque da rumore, ma può andare giù in un attimo, eh. Com'è possibile? Comunque questa è un terno all'otto. No, comunque c'è stato un tonfo troppo grosso in queste stanze, non so dove, ma non andiamo a rischiare la sorte. Ma penso che si sia ripreso anche nell'audio del video, eh. Sì, era troppo forte, quindi... Andiamo, dai. Anime, noi vi salutiamo, chiudiamo la sessione, state qui, non seguiteci, noi andiamo in pace, vi lasciamo andare in pace anche voi. Ciao anime, grazie. Grazie per l'ospitalità, grazie per questi gesti, grazie per aver spostato la Pantera rosa. la pantera rosa. Poi dal video si vedrà dove era la sedia. Però non urlare niente. Guarda, la pan mobile. Rosy, guardami. Vedi, No, santo Dio, lo vedi di sopra quel pezzo lì? sì, Lo vedi che c'è un sì, brutto sì. Ecco. Però io non vorrei che mi facesse cadere un pezzo di tetto in testa Esatto. a noi. Esatto. Quindi noi salutiamo, visto che sente un bel tonfo, non so dove, in quale stanza, non vogliamo neanche scoprirlo, perché veramente ragazzi cade qualcosa in testa non è il massimo. Prima di tutto la sicurezza della vita, però mi spiace per questa pantera, perché ci avrei tenuto. No, sembra scocciato, guarda. Sembra scocciata la pantera. Ma dopo lo guardo a casa il viso, il volto della pantera. Anch'io lo guardo così. Ragazzi, è allucinante. Tu come fai a essere qui seduta seri di sopra? Me lo vuoi spiegare? Puoi un attimo? C'hai ancora Spirit Box accesa tu? Sì? Sì, accesa perché senti. Fa... Accesa. L'audio è acceso. No, non vuole, si rifiuta, non si fa vedere a muoversi. Ok, Pantera, tutti gli altri, anime, vi salutiamo, avete una bella casa, Grazie di tutto. vi salutiamo con tanto rispetto, ciao a tutte e restate qui, non seguiteci, questa è casa vostra, basta. Ciao anime. Ciao anime. Ciao. State qui. Aspetta un attimo Rosy che chiudiamo tutto. Ok, un attimo solo, chiudiamo il video, ecco, in bellezza con la pantera, ciao pantera, e c'hai lo sguardo un po' particolare, che io adesso ti tengo qua filmata così voglio vedere. Ciao pantera.